Il basket giovanile torna sugli schermi di Directa Sport, stanno per avere inizio le finali della 33esima edizione del Trofeo Segni, una manifestazione che vado a presentare in compagnia del patrono della Scuola Basket Cagliari e dell'Astro Cagliari, Armando Iaci. Dicevamo 33esima edizione, la magia di questo torneo però si rinnova ogni anno, davvero con la stessa gioia, con lo stesso entusiasmo, soprattutto da parte dei ragazzi che sono il motore di tutto quanto. Beh, infatti hai detto già tutto tu, per cui mi limito a dire che sono ultra felice e orgoglioso di questa ulteriore organizzazione, di questa ulteriore finale, 33esima edizione, e quindi noi speriamo di continuare a reggere questo ritmo. Devo dire che comunque il cliché che stiamo adottando da 33 anni è quello vincente, speriamo che duri ancora. Ho letto la presentazione, un'ultimissima battuta, siamo in ritardo ovviamente con la tabella di marcia, per cui ti lasciamo libero tra un attimo. Ho letto la tua presentazione di questo torneo, hai detto l'orgoglio più grande è quello di vedere tanti ragazzi che poi si sono realizzati nella vita, insomma tanti di questi sono passati qua nella palestra di Via Taletta. Sì, tanti, abbiamo più o meno 6.000 ragazzi sono passati da questo torneo e devo dire che con grande soddisfazione e gioia molti li ho visti giocare anche in Serie A1 maschile e femminile. Allora questa era la presentazione, gioco forza brevissima di queste finali, sta per avere inizio ovviamente la partita. Allora noi ci prendiamo una piccola pausa, ma rimanete in diretta ovviamente su Directa Sport Live TV. Ricordo che la gara è trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook Directa Sport Live TV e allora regalateci un like, buon divertimento! Amici di Directa Sport, allora bentornati in diretta dal Palasport di Via Taletta a Cagliari. Sta per avere inizio, o meglio ha già avuto inizio, come avete visto, la partita tra Cus Cagliari e San Salvatore Selargius, una partita che non è una vera e propria finale, però sarà sicuramente decisiva ai fini dell'assegnazione del 33esimo Trofeo Segni. Ovviamente nella sezione femminile quest'oggi si stabilisce chi succederà nell'albo d'oro della manifestazione all'Astro Cagliari, che ha vinto l'edizione 2016, partita che è iniziata. Allora andiamo a darvi conto dei quintetti che sono scesi in campo per il San Salvatore. Il tecnico Lello Asunis ha schierato la numero 46 Marta Canu, la numero 10 Monica Puzzolu, la numero 18 si tratta di Eleonora Abis. Completano poi il quintetto la numero 6 Ludovica Castelli e la numero 30 si tratta di Roberta Manca. Dall'altra parte il Cus Cagliari, allenato da Consuelo Scameroni, risponde con la giocatrice in maglia numero 6 Federica Sanna, la giocatrice in maglia numero 11 Federica Palmas, la numero 10 Laura Sanna, la numero 20 Ilaria Maccioni, la numero 23 Laura Luridiana. Qui il rimbalzo dopo l'errore conquistato da Marta Canu per il San Salvatore. Il punteggio vede avanti le giallonere, che hanno realizzato il primo finora unico canestro dell'incontro. Possesso sul perimetro sempre per la formazione selargina. Ora la linea di fondo e il tiro preso e mandato a segno per il San Salvatore da Monica Puzzolu per questo mini break iniziale da parte delle giallonere. Nel corso della settimana ovviamente anche la prima squadra del San Salvatore è stata protagonista sui nostri schermi. Vi abbiamo offerto, disponibile sul nostro canale YouTube, il match conclusivo della stagione, il derby vittorioso contro la Mercede Alghero, 73-53 il punteggio finale. Un incontro che ha permesso alla formazione allenata da coach Fabrizio Staico di congedarsi nel migliore dei modi dal campionato di Serie A2, concluso con una salvezza conquistata con largo anticipo. Tanto torniamo a seguire la partita in cronaca diretta, perché c'è un bel canestro scaturito da un dai e vai
2 punti realizzati in questo caso da Federica Sanna, giocatrice del CUS Cagliari, in canotta numero 6. Palla recuperata e poi stavolta sbaglia da sottomisura Laura Sanna. Altra palla recuperata, la formazione cussina però già persa, allora può partire la transizione del San Salvatore con la numero 10 Monica Puzzolu, che però perde il controllo del pallone. Allora riparte la manovra del CUS, sempre un'azione di contropiede ora con Sanna, anzi si trattava di Ilaria Maccioni, che non ha trovato però la via del canestro col tiro in penetrazione. Allora dall'altra parte prova a rispondere la formazione allenata da Lello Asunis, prende il centro dell'area, manda per aria il tiro Roberta Manca, errore anche per lei. Ricordiamo che questa finale di fatto, anche se non è realmente una vera e propria finale, si gioca sui 2 tempi da 15 minuti, dunque una struttura leggermente diversa rispetto a quella classica di una partita di pallacanestro. Ricordiamo anche quelli che sono i nomi dei 2 arbitri, i signori Carrus e Beltramini. Qui palla persa dal San Salvatore, mentre arriva un cambio per il CUS Cagliari. Con la canotta numero 18 è uscita Federica Palmas e con la numero 11, anzi con la numero 8 è entrata Michela Nonne. Questo l'avvicendamento comandato da Consuelo Scameroni. Ora la palla un po' ferma nell'attacco del San Salvatore con Marta Canu. Perde il possesso della sfera, il pallone sotto, il tiro appoggiato al vetro da parte di Federica Sanna. Sentite in sottofondo davvero tanto entusiasmo da parte del foltissimo pubblico, ci sono tantissimi ragazzi, anche i loro genitori, ovvero gli spalti di Via Telete, come tradizionalmente avviene in occasione del trofeo Segni, sono colmi in ogni ordine di posto. Tanto entusiasmo, tanta energia, lo avete sentito anche nella breve intervista di presentazione dell'evento realizzata con Ermanno Iaci, patron della scuola basket Cagliari, che ogni anno da 33 anni da questa parte organizza il trofeo Segni. Attenzione al CUS intanto, che continua a recuperare palloni in serie grazie a questa difesa molto aggressiva. Qui viene fuori però Puzzolu, giocatrice del San Salvatore, decide di ribaltare bene il lato, mette in ritmo la compagna in canotta numero 46, che però manda lungo il tiro da 3 punti, contropiede per il CUS. Qui il fallo è evidente sul tentativo di appoggio a canestro da parte di Laura Sanna, fallo speso dal San Salvatore, in particolare da Monica Puzzolu, e allora interruzione della partita prima dei 2 liberi in favore del CUS Cagliari. Siamo tornati in diretta dal Palasport di Via Talete a Cagliari. Ci eravamo lasciati con un fallo sulla giocatrice in maglia numero 10 Laura Sanna, che dunque è pronta in lunetta per i 2 liberi. Il primo si spegne sul secondo ferro. Ricordiamo che questo è solamente l'inizio di un lungo pomeriggio in compagnia del basket giovanile sugli schermi di Diretta Sport Live TV. Intanto 1-2 dalla lunetta per Sanna, punteggio di 4-7 ora, sempre in favore del CUS Cagliari. San Salvatore che ha provato a sistemare un po' le cose con il time out chiamato in precedenza da coach Lello Asunis. Corre dall'altra parte del campo la numero 6 Ludovica Castelli, poi tiro da 3 punti preso e mandato a segno dalla numero 30 Roberta Manca, canestro che permette dunque al San Salvatore di tornare in parità a quota 7. Ora il CUS che attacca, qui sporcata un po' questa linea di passaggio, riesce però a mantenere il possesso del pallone la formazione universitaria. Ora un tiro troppo lungo
mandato per aria dalla numero 10 Laura Sanna, rimessa dal fondo. C'era stata dunque una deviazione sul pallone vagante, tripla stavolta presa e sbagliata da Federica Sanna, sempre per il CUS. L'ultimo tocco ancora una volta di una giocatrice del San Salvatore. Allora rimessa dal lato sempre per la squadra allenata da Consuelo Scameroni. Ora un passaggio sulla rimessa facilmente intercettato dal San Salvatore con Eleonora Abis. L'iniziativa dal palleggio chiuso forse un po' troppo presto per il numero 18 del San Salvatore. Ora si cerca una soluzione sul perimetro. Canu che serve, ora Manca, prova ad andare in penetrazione con la mano destra. È evidente anche in questa circostanza il fallo della difesa che permette dunque a Roberta Manca di andare dalla lunetta. Ricordiamo che questa, come dicevamo in precedenza, è solamente prima diretta di un lungo pomeriggio dedicato al basket giovanile. Infatti in seguito vi offriremo anche la sfida decisiva per l'assegnazione del titolo al maschile. A vedersela saranno la Pezzini Morbegno, formazione storica che anche quest'anno ha preso parte a questo torneo, e il Sublanu di Selargius. Tanto errore col secondo libero, ma riesce comunque a conquistare il rimbalzo d'attacco il San Salvatore. Ora Canu mette palla per terra, sale per la ricezione. Ora Ludovica Castelli. Pallone perso però dalle giallonere. Allora riparte il CUS, il possesso che viene gestito ora da Federica Sanna. Palla che arriva dentro il pitturato per l'Uridiana, che però non riesce nell'appoggio vincente a canestro. Ora la chiamata di palla contesa da parte del signor Beltramini è la regola del possesso alternato che premia il San Salvatore. Intanto c'è un cambio per coach Asunis, esce con il numero 46 Marta Canu ed è entrata in campo con il numero 9 Gaia Corongiu. Rimessa dal fondo eseguita è zone press che prosegue da parte del CUS, zone press che sta pagando davvero tanti dividendi nel corso di questo primo tempo di gioco. Ora errore ma rimbalzo d'attacco e poi un'altra tripla presa, stavolta corta, per Federica Sanna. Si rimane sempre lì, il CUS sembra un po' aver preso in mano l'inizio di questa partita, anche se il punteggio è di perfetta parità, 7-7, 8 minuti 37 secondi al termine del primo tempo da 15 minuti, dei due ovviamente in programma. Ora manovra ancora il CUS, il tiro realizzato in questo caso da Ilaria Maccioni, che riesce a tenere anche il contatto, realizza il +2 CUS che tra l'altro ha già recuperato ora il pallone, anche se va a perderlo Claudia De Ias, giocatrice nuova entrata con la canotta numero 21. Fase un po' di confusione nel gioco da una parte e dall'altra. Il San Salvatore è riuscito a smarcare sulla rimessa la numero 6 Ludovica Castelli, che ha realizzato dunque il layup che permette al San Salvatore di tornare in parità a quota 9. Possesso in zona d'attacco per le ragazze di Scameroni. Per un attimo guarda il canestro, poi preferisce l'iniziativa dal palleggio. Federica Sanna stoppata, poi giocatrice del CUS, si lotta a terra con grande energia, con grande vigore agonistico, lo vedete. Poi contropiede per il San Salvatore, tiro da 3 punti, ora mandato per aria dalla numero 30 Roberta Manca. Errore, si corre da una parte e dall'altra, qui scivola, è sfortunata la numero 20 Ilaria Maccioni. Ora circolazione per il San Salvatore, chiedeva il pubblico una infrazione di passi, mentre il CUS ha già recuperato il pallone, ha sprecato però una buona iniziativa 2 contro 2. Errore dalla lunga distanza, altro contropiede per il CUS, stavolta solitaria, sbaglia ancora una volta Federica Sanna. Davvero una marea di errori. Ricordiamo che queste sono due squadre della categoria Under 14, tutto il trofeo segni è dedicato alla categoria Under 14, ovvero sia si tratta di ragazze nate tra il 2003 e il 2004. Sono tutte del 2003 le ragazze del San Salvatore, c'è qualche elemento anche del 2004 invece nelle fila del
Cus. Intanto è arrivato un altro fallo che stavolta permetterà a Ludovica Castelli, giocatrice del San Salvatore, di andare in lunetta. Prima però dell'esecuzione dei liberi c'è un altro time out chiamato stavolta da Consuelo Scameroni. 6 minuti 25 secondi al termine del primo tempo, punteggio, ripetiamo, di parità a quota 9. Scusi, è lei la calciatrice che ha fatto gol prima? Che ha vinto il premio? Complimenti. Complimenti. Complimenti, arrivederci. Deve applaudire e urlare chi vuole venire tutta l'estate. Siamo tornati in diretta, allora è tutto pronto per l'esecuzione dei due liberi da parte di Ludovica Castelli. Sbagliato il primo, ricordiamo 6 minuti 25 secondi al termine del primo tempo, sono previsti 2 da 15, errore anche con il secondo libero, allora il Cus che è già in zona d'attacco, cambio di mano per Ilaria Maccioni che rischia lo sfondamento, il Cus che riesce comunque a mantenere il possesso del pallone, arriva un fischio arbitrale, fischio preso dal signor Carrus e Cus ancora in attacco, dunque fallo della difesa, punteggio inchiodato sul 9-9 ormai da diverso tempo, avvicendamento per il San Salvatore con la numero 18 Abis che esce e la numero 36 Eleonora Massazza che invece entra in campo. Ora l'iniziativa di Laura Sanna che cede all'indirizzo di Federica Sanna, ottima il suo 1 contro 1 dal palleggio, canestro che permette al Cus di tornare davanti sul 11-9, problemi in uscita contro la zone press per il San Salvatore che ora subisce anche un altro canestro dopo una banale palla persa e ora arriva anche il terzo di fila, questo per giunta con il fallo. In panchina il tecnico del San Salvatore Lello Asunis si sgola per cercare di dare indicazioni alle sue giocatrici che davvero non riescono a trovare la via d'uscita, questa aggressività difensiva da questa press del Cus Cagliari. Intanto errore con libero aggiuntivo, ennesimo recupero sotto canestro, ora il tiro lo sbaglia la numero 21 De Ias, si rimane là sotto, altro errore stavolta per Maccioni, ora prova col piazzato fronte a canestro Federica Sanna, nemmeno lei riesce a realizzare, altro recupero per il Cus, sospetta infrazione di passi perdonata però dagli arbitri da parte di Laura Sanna. Ora la palla che era destinata verso il pitturato all'indirizzo di Ilaria Maccioni, tiro preso da Michela Nonne, pallone che scavalca il ferro, poi si lotta a rimbalzo e San Salvatore finalmente riesce a tenerla lì con la numero 36 Eleonora Massazza che andrà a incaricarsi della rimessa in gioco da fondo campo. Vedete il Cus già schierato per ancora una volta cercare la zone press e contro le braccia alte della difesa arriva un passaggio alto, allora è inevitabile ancora una volta una palla persa da parte del San Salvatore, stavolta chiamata una palla contesa, la regola del possesso alternato consegna la palla al Cus Cagliari. Immaginiamo che Lello Asunis, tecnico del San Salvatore, durante l'intervallo cercherà di sistemare questo particolare tecnico con le sue ragazze. Intanto il Cus continua a spingere e realizza ancora da sotto canestro, stavolta con Laura Sanna, e hanno preso il largo le ragazze allenate da Consuelo Scameroni, 17-9, ora il punteggio, 4 minuti e 40 secondi al termine del primo quarto
di gioco. Intanto è stato uno scontro di gioco con una giocatrice che è rimasta a terra. Si tratta della numero 36 del San Salvatore, Massazza. Ha messo male una caviglia a terra, si rialza però subito, fortunatamente nessun tipo di problema per lei, non deve uscire dal campo. E allora rimessa in attacco per il San Salvatore, che riesce in qualche modo a far arrivare il pallone a Castelli. Errore da sotto per Castelli, poi ancora grande vigore in situazioni di palla contesa con le ragazze che non esitano un attimo a gettarsi per terra a cercare di conquistare il pallone. È arrivato un altro fischio arbitrale, stavolta per assegnare una rimessa in zona d'attacco al San Salvatore Selargius. Rimessa che viene eseguita all'indirizzo della numero 10 Monica Puzzolu, poi prova a partire in palleggio Massazza, perde però un po' il controllo del pallone. Allora il Cus ha buon gioco nel recuperare la sfera e nel cercare di imbastire una nuova azione d'attacco, stavolta con Laura Sanna. Vorrebbe palla in post la numero 23, si tratta di Luridiana, non viene però servita. Si va ancora per l'1 contro 1 di Ilaria Maccioni, fermata ancora con il fallo da parte della difesa, difficilmente contenibili. Suoi 1 contro 1 per la difesa del San Salvatore, 17-9, lo ricordiamo il punteggio, mentre Maccioni è pronta in lunetta. Il primo libero viene però sbagliato dalla giocatrice Cussina, ancora una chance per lei. Il secondo va dentro e allora il Cus doppia il San Salvatore sul punteggio di 18-9 a 4 minuti esatti dal termine del terzo quarto. Ennesima palla recuperata in situazione di zone press dalle universitarie, tiro dalla media distanza preso da Laura Sanna, errore, stavolta tiro corto per lei. San Salvatore riesce finalmente a uscire dalla propria metà campo, ora per un attimo messa in ritmo per il tiro da 3 punti, la numero 30 manca, preferisce poi andare dentro per cercare l'appoggio in avvicinamento. Palla persa ancora dal San Salvatore, primo tempo piuttosto difficile per le giallonere, che pure con un mini break di 4-0 si erano portate in avanti. Le battute iniziali della partita sono finite poi sotto, ora di 9 lunghezze, in virtù, come detto, varie circostanze di questa zone press che il San Salvatore sta faticando a interpretare. Ora prende il centro dell'area e rischia un altro gioco da 3 punti il Cus, con Laura Sanna invitata ancora una volta in lunetta dalla difesa giallonera. 3 minuti 25 secondi al riposo, ci sono dei cambi. Allora esce per il Cus la numero 21 Claudia Deias ed entra invece con il numero 11 Federica Palmas. Libero sbagliato da Laura Sanna, era il primo dei due a sua disposizione. Nemmeno il secondo trova fortuna, rimbalzo conquistato dal San Salvatore con la numero 46 Marta Canu, palla persa però. Ora il pallone per Federica Sanna, che non trova lo spazio per andare fino in fondo. Ennesimo duello con il pallone che viene ora toccato con un piede dalla numero 10 del Cus, Laura Sanna. Stavolta il cambio è per il San Salvatore, intanto con l'uscita della numero 9 Corongio e l'ingresso in campo della numero 13 Valentina Rubiu. Stavolta c'è la deviazione sul passaggio, la rimessa viene assegnata al San Salvatore, che dunque può avanzare di qualche metro. È arrivata poi la correzione rispetto al primo fischio del signor Beltramini da parte del signor Carrus, e allora il possesso che viene assegnato al Cus Cagliari. Applausi del pubblico, momento di sportività. Infatti la sportività da sempre contraddistingue questo torneo. Ricordiamo, anche dopo questa partita rimanete su Diretta Sport, perché sarà un pomeriggio il nostro interamente dedicato al basket giovanile. Non solo la finale maschile tra Morbegno e Sublano, ma anche tante interviste con i protagonisti, tutti i volti più interessanti di questa 33esima edizione del Trofeo Segni. Sarà interessante, insomma, anche a margine di questa partita andare a vedere come
due formazioni che militano attualmente nel campionato di Serie A2 femminile come San Salvatore e CUS stanno lavorando nel settore giovanile. Il CUS, ricordiamo, tra l'altro sarà impegnato nelle prossime settimane negli spareggi play-out per cercare di mantenere la categoria. La Serie A2 femminile affronterà la Carpedil Salerno, la formazione allenata da coach Federico Sciascia, a cui va ovviamente grande in bocca al lupo, sperando che il prossimo anno siano ancora almeno 3 le formazioni sarde nel campionato di Serie A2 femminile. Abbiamo sentito poi nei giorni scorsi anche le speranze da parte della Mercede Alghero di un possibile ripescaggio nell'intervista realizzata con il presidente Antonio Burruni. Insomma, sarà un'estate lunga per il basket femminile isolano ai massimi livelli. Intanto torniamo a seguire la partita. Il punteggio vede sempre avanti il CUS sul 18-9 quando mancano 1 minuto e 45 secondi al termine del primo tempo. Qui per poco non arriva un altro intercetto da parte della formazione cussina, che riesce comunque in qualche modo a tornare in possesso del pallone grazie all'impegno della numero 10 Laura Sanna, che va a sporcare una linea di passaggio. Ora il possesso gestito da Federica Sanna, che trova lo spazio per andare in penetrazione e va un tiro piuttosto comodo, finisce però con lo sbagliare. Rimessa dal fondo per il San Salvatore con Canu, che è pronta sul punto di battuta. Il pallone ricevuto con qualche problema dalla numero 10 Monica Puzzolu, che l'aveva in realtà perso. C'è stato il fallo però da parte della numero 20 Ilaria Marcioni, che aveva toccato anche il pallone con un piede, dunque il possesso viene giustamente assegnato in questa circostanza al San Salvatore. Ora con troppi palleggi prova a uscire da questa zone press Massazza, in qualche modo riesce a salvare il pallone Puzzolu. Il tiro dall'angolo preso da Rubiu con parabola altissima non trova fortuna, rimane in attacco il San Salvatore. Ora cerca il taglio Massazza, un po' in ritardo la difesa, va ancora a spendere il fallo Ilaria Maccioni per il CUS, un po' in ritardo con la rotazione difensiva, non perfetta la sua posizione, e allora c'è il fallo con anche le spiegazioni da parte del direttore di gara dopo le proteste da parte della giocatrice in canotta numero 20 del CUS Cagliari. C'è un grande via vai di persone, di ragazzi tutti sorridenti sugli spalti di via Talete in questo 33esimo trofeo Segni, che è iniziato nella giornata di ieri con le prime partite. Invece 12 è stato il giorno della cerimonia inaugurale, davvero tantissime persone hanno affollato questa palestra, nessuno si è voluto perdere l'atto inaugurale di questo storico evento, ricordiamo il più longevo torneo giovanile di pallacanestro in Sardegna. Tanto siamo entrati nel corso dell'ultimo minuto di questo primo tempo di gioco con il CUS che mantiene le 9 lunghezze di vantaggio. Qui c'è un bel gioco a 2 che libera per il tiro da sottocanestro Federica Sanna, 2 punti che permettono alle universitari di arrivare sul più 11, 20-9. Rimessa dal fondo ancora per il San Salvatore, provano a smarcarsi in 2, tentativo di anticipo per Maccioni che recupera facilmente il pallone, sbaglia però l'appoggio a canestro, poi il tiro preso dalla numero 10 Laura Sanna, altro errore. Ultimi 20 secondi del primo tempo con il San Salvatore che cerca in qualche modo di ricucire questo strappo, non segna davvero da tantissimo tempo la formazione di Lello Asunis. Qui c'è la buona partenza con l'ottimo primo passo e arriva anche il canestro per Monica Puzzolu, esulta la panchina del San Salvatore che dunque trova così un pizzico di coraggio. 3 secondi, 2 ora per il tiro del CUS, sbaglia a fil di sirena Federica Sanna e allora dopo i primi 15 minuti di gioco nella gara decisiva per l'assegnazione del 33esimo trofeo Segni al femminile, il CUS Cagliari avanti sul San Salvatore Selargius con il punteggio di 20-11. Pausa per noi, ma rimanete su Directa Sport, tra pochi minuti saremo nuovamente in diretta pronti a offrirvi il secondo tempo di questa sfida. Vesalio, Monreale, Barraccamanna, il 65% delle transazioni è targato Tecnocard.
mutuo, regolarità dell'immobile, certificazione energetica, assistenza notarile, ristrutturazione. Da noi Infoimmobile è chiave in mano. Dal terreno su cui fare casa alla villa dei sogni, non solo vendita, locazione, acquisto programmato e rent urbano. E se stai pensando di vendere, la soluzione è nel nostro ufficio. Noi garantiamo certezza. Scusi, è lei la calciatrice che ha fatto gol prima? Che ha vinto il premio? Complimenti. Complimenti. Complimenti, arrivederci. Deve applaudire e urlare chi vuole venire tutta l'estate. Siamo tornati in diretta dal Palasport di Via Talete a Cagliari, allora sfida decisiva per l'assegnazione del trofeo al femminile. San Salvatore Selargius e Cus Cagliari sono già in campo per il secondo tempo da 15 minuti, il punteggio vede avanti il Cus per 20-11, più 9 maturato soprattutto grazie a quella ripetuta zone press che avete visto insomma per larghissimi tratti nel corso del primo tempo, un vantaggio costruito soprattutto in questo modo dalla squadra allenata da Consuelo Scameroni. Il gioco è ripreso, intanto in postazione è venuto a trovarmi un ospite, si tratta di Fabio Villani, capitano del Sustentus Estu, formazione di Serie B maschile, domani tra l'altro impegnata in casa di Piacenza, terza forza del campionato, ne andremo a parlare. Fabio, intanto ti chiedo, tu hai partecipato al trofeo Segni quando facevi parte ovviamente di queste categorie, quale atmosfera hai trovato quest'oggi? Innanzitutto buonasera a tutti. Sì, io ho partecipato nel 2001 a questo torneo, ho un ottimo ricordo, a parte per la vittoria, ma poi perché la cosa bellissima è l'ospitare, chi ha la possibilità, l'ospitare un ragazzo di un'altra società. Io ho davvero ottimi ricordi con il ragazzo di Morbegno che avevo ospitato e l'atmosfera che si respira qui è fantastica. Sono 2 giorni bellissimi perché hai proprio modo di creare amicizie e rapporti con persone che comunque se vuoi riesci a rivedere dopo anni. A me è capitato di rincontrare il ragazzo che ho ospitato in campionato dopo anni, quindi è una bellissima esperienza. La magia del Segni è, direi, soprattutto oltre il campo da gioco, no? È proprio in queste esperienze che tu hai raccontato. Quest'oggi sei in veste di allenatore assieme a Nicola Massa che arriverà tra poco, perché in questa 33esima edizione del Trofeo Segni per la prima volta c'è l'Accademia Sestu che tu alleni, formazione under 14, allora l'occasione è anche per fare un po' il punto sul settore giovanile dell'Accademia, un settore giovanile ovviamente appena nato, dunque siamo un po' in una fase embrionale del progetto, però qualche segnale interessante sta già arrivando. Sì, hai detto benissimo tu, è una società nuova, quindi anche il settore diciamo che è agli inizi, però grazie al rapporto che si sta creando tra Accademia e Scuola Basket siamo stati invitati a questo torneo che per i ragazzi, ripeto, è fondamentale come crescita sia sportiva che di vita. Niente, da noi si sta iniziando a vedere qualche miglioramento, come sta uscendo qualche ragazzino, sta migliorando molto, quindi adesso bisogna continuare a lavorare tanto anche nei gruppi più piccoli che sta seguendo Mauro Graviano e secondo me c'è possibilità che qualche giovane esca fuori, quindi siamo fiduciosi, dai. Come ti stai trovando tu in particolare nelle vesti di istruttore? Io bene, cioè, mi piace allenare i giovani, l'avevo già fatto in passato con le ragazze dell'Accademia il primo anno, tra cui faceva parte anche Ilaria Maccioni, la numero 20 che adesso è il Cus Cagliari. Niente, mi piace perché
caratterialmente mi piace aiutare i ragazzi che ci vengono a vedere e tutto, essere d'esempio, diciamo così, quindi niente, è una cosa che mi piace e quando potrò, lavoro permettendo, continuerò a fare. Fabio, questa sera a letto presto perché domani immagino che la sveglia suoni a un orario insomma, che immagino intorno alle 5 del mattino per partire a Piacenza. Abbiamo detto partita difficile perché mancherà praticamente tutta la batteria dei lunghi, no? Si sono fatti male anche Samoggia, poi praticamente il solo Passaretti è disponibile, insomma cosa prevedi per domani contro la terza forza del campionato, lo ricordiamo? Sicuramente sarà una partita non dura ma durissima perché loro sono fortissimi, la classifica dice questo. Però per fortuna per noi non è una gara decisiva, nel senso che noi ci giocheremo la possibilità di fare i play-out in casa, con la Bella in casa, la prossima partita in casa con Vicenza e quindi lì dovremo cercare di recuperare i vari infortunati come Ghige, Laguzzi, Giuliano che domani non saranno dei nostri e anche Nicolai Lì e Mirko Pilo. Andiamo a Piacenza in una situazione molto pericolosa, diciamo così, nel senso rischiamo tanto anche come figura, però è un gruppo che ha già, diciamo che ha già subito queste situazioni e quindi è in grado di poter lottare anche domani e dare il massimo anche domani. La sveglia sarà come sempre prestissimo, ci siamo abituati e cercheremo di dare il meglio. Quando la partita prosegue 22-11 in favore del Cusco, ormai sembra abbondantemente in controllo di questa partita. Dicevi Fabio, la partita decisiva sarà quella poi contro Vicenza, presumibilmente in casa, ricordiamo 22 aprile alle 20:30 al Palamellano e poi sarà tempo di play-out. Come vi state preparando anche alla luce di questi tanti infortuni, davvero una sfortuna che era difficile da prevedere anche insomma, nei mesi scorsi quando si è rinforzata anche la squadra con gli arrivi di Samoggia e di Skoda Volpe, quando si è fatto un ulteriore sforzo per tenere a sesto un giocatore come Varrone che sarà out per la stagione. Come insomma, vi siete ulteriormente compattati all'interno del gruppo a fronte di queste difficoltà? Sì, vabbè, adesso manca poco, quindi l'obiettivo comune di tutti è uno, la salvezza. La sfortuna ha voluto che tutti gli infortuni che stiamo subendo abbiano toccato i lunghi, quindi sfortuna più sfortuna. Però adesso stiamo provando a provare anche qualche gioco nuovo, qualcosa di nuovo, perché comunque sai meglio di me che in certe situazioni la sfiga non si comanda, quindi tutti uniti sino alla fine e poi dopo si vedrà, però adesso l'obiettivo comune di tutti è la salvezza. Grazie mille allora a Fabio Villani, capitano del Sustentus Estu, in bocca al lupo ovviamente non solo per la partita di oggi ma anche per quella di domani contro Piacenza. 11 minuti 4 secondi al termine di questo incontro, situazione che vede sempre avanti la Cuscagliari per 24-13. Ora rimessa con ennesima palla recuperata in situazione di zone press da parte del Cuscagliari che ora manovra sotto canestro, poi la palla fuori per il tiro mandato a segno da Michela Nonne con la canotta numero 8 e allora il divario tra le due squadre continua a crescere, 26-13 il Cuscagliari che dunque si avvicina al successo in questa partita decisiva. Intanto c'è un bel canestro che vale la pena sottolineare, quello realizzato da Eleonora Abis, palleggio, arresto e tiro vincente per lei appoggiando al tabellone, esecuzione tecnicamente molto pulita. Ora il pallone lo recupera il San Salvatore che prova a correre in zona offensiva con Marta Canu, il pallone che però non può essere ricevuto dalla compagna in canotta numero 6 Ludovica Castelli. Rimessa dal fondo per il Cusco, il San Salvatore che al contrario della formazione avversaria non ha mai messo in piedi una zone press per cercare di recuperare palloni in quella zona del campo. La trovano per un po' di energia in zona difensiva le giallonere. Qui c'è forse un fallo da parte della numero 6 Federica Sanna, non è così secondo il duo arbitrale. E allora rimessa dal fondo mentre c'è un cambio, esce Canu ed entra in campo con il numero 9 Gaia Corongiu. Nove minuti 47 secondi al termine di questa sfida con il Cus Cagliari che ora rimette dal fondo. Ricordiamo, questa è una
tra un lungo pomeriggio dedicato al basket giovanile sui nostri schermi. Non perdetevi più avanti il match tra Pezzini Morbegno e Sublanus Largus, decisivo per l'assegnazione del titolo al maschile. Le tribune intanto di Via Talete a Cagliari continuano a riempirsi, sono ormai davvero colme in ogni ordine di posto già dall'inizio tra l'altro di questa finale, mentre il CUS continua a dominare sul 26-15, altro canestro realizzato da Ilaria Maccioni, che dunque abbiamo scoperto essere stata allenata in passato anche da Fabio Villani, attuale tecnico della Accademia Sestu. Possesso offensivo intanto per il San Salvatore, ora con Castelli e poi cercata Puzzolu, palla recuperata dal CUS, Maccioni prova a correre, servita poi Laura Sanna, ha preso un po' in controtempo dal passaggio della compagna, dunque nulla di fatto per questo tentativo di contropiede da parte del CUS Cagliari. Gioco che prosegue con le giallonere in attacco, tiro dalla lunghissima distanza preso e sbagliato dalla numero 30, si tratta di Roberta Manca. E ora vedete la fuga rapidissima in contropiede per Laura Sanna, altri 2 punti, applaude il pubblico del Palaiaci di Via Talete a Cagliari. 8 minuti e 28 secondi al termine di questo incontro che sembra abbondantemente indirizzato sui binari del CUS Cagliari. Fischio arbitrale per comandare una rimessa dal fondo per le giallonere, cambio, entrata in campo con la canotta numero 26 Eleonora Langiu nelle fila del San Salvatore. Rimessa dal fondo con problemi ancora per il San Salvatore, perché il pallone viene gettato praticamente sulle gambe della numero 9 Gaia Corongiu. Dunque il tema tecnico di questa partita lo abbiamo ormai abbondantemente individuato, la zone press del CUS contro l'incapacità del San Salvatore di trovare una soluzione contro questa mossa tattica da parte della squadra avversaria. Ora bella penetrazione per Laura Sanna, a segno con il canestro del 32-15. Rimessa in attacco per il CUS Cagliari, ora dal palleggio c'è Federica Sanna, il pallone in angolo per Laura Sanna, poi si torna da Federica Sanna che dà un'occhiata al piazzamento delle compagne, qui legge bene la linea di passaggio Corongiu per il San Salvatore, va dall'altra parte per cercare l'appoggio vincente a canestro, riceve invece la stoppata da parte di Ilaria Maccioni che esce dal campo, va a riposare ed entra in campo con il numero 11 Federica Palmas. 7 minuti 12 secondi per chiudere il secondo tempo, spinta in maniera evidente alle spalle Manca per il San Salvatore, che dunque potrà andare in lunetta con 2 tiri liberi. Corto il primo per Roberta Manca. È corto anche il secondo, ma c'è molto attiva a rimbalzo Corongiu, che riesce a tenere vivo il possesso offensivo del San Salvatore. Arriva poi l'errore e ora il San Salvatore sembra in qualche modo aver trovato un po' di aggressività difensiva, riesce qui a recuperare un pallone e dunque a riportarsi subito in zona d'attacco a 6 minuti e 54 secondi dal termine del
Secondo tempo di gioco, qui recupero con canestro e fallo da parte di Federica Sanna che spinge il CUS sul 34-15. 33esimo trofeo Segni, dunque un'esperienza di vita, prima ancora che di basket, come avete sentito anche dalla voce di Fabio Villani. Quest'anno due formazioni, anche quest'anno meglio, due formazioni provenienti da Oltretirreno, entrambe al maschile. Una la vedremo più avanti, la Pezzini Morbegno, l'altra invece ha conquistato il terzo posto battendo nella finalina di consolazione i padroni di casa della scuola basket Cagliari. Si tratta della Sancat Firenze che, pensate, vinceva questo torneo da 3 anni, dunque dovrà abdicare giocoforza in questa annata, in questa stagione, la formazione toscana. 34-15, questo è il punteggio, rimessa dal fondo in favore del CUS Cagliari, ora con Laura Sanna. Tra qualche istante riceverà il pallone per la rimessa, ci sono dei cambi ora per coach Asunis con nuovo ingresso in campo dalla numero 18 Eleonora Abis. Ora la partenza in palleggio, il giro sul perno, il tentativo di tiro ancora ben costruito dal palleggio da parte di Laura Sanna che si guadagna un altro fallo nella difesa. È tutto pronto nel frattempo per il primo ingresso in partita della giocatrice in canotta numero 30 del CUS Cagliari. Andremo a identificare il prima possibile visto che non è presente nella lista che ci è stata fornita prima dell'inizio di questa partita. Libero il secondo realizzato da parte di Sanna, 36-15, partita sempre più nelle mani del CUS Cagliari. Rimessa dal fondo per Massazza. Ora ha un buono spunto dal palleggio Puzzolu contro due avversari, buono anche lo scarico, è mancata solamente la ricezione da parte di Langiu in questa circostanza, ma era un'azione ben giocata questa da parte del San Salvatore che finalmente era riuscito a venire fuori bene dalla zone press e anche a trovare un buono scarico sotto. Intanto attacca ora Federica Sanna che ha ceduto all'indirizzo di Laura Sanna. Ora ancora lo scambio tra le due, arresto e tiro per Laura Sanna, il pallone che danza sul ferro e poi esce, rimbalzo conquistato dal San Salvatore con Abis che cercava di lanciarsi in contropiede, prova a fare tutto da solo Puzzolu, tutto da sola Puzzolu, il pallone poi era buono per Abis, errore per lei, tentativo in penetrazione era per Langiu, altro errore ed è solissima ora in contropiede Federica Sanna che realizza il canestro ora del 38-15, 5 minuti e 30 al termine di questo match. Ora il San Salvatore che lavora dal palleggio, il pallone per Langiu, tocca inavvertitamente anche il signor Beltramini che si sposta, non influisce comunque sull'andamento dell'azione, palla recuperata poi dal CUS Cagliari, il taglio dentro molto ben eseguito da parte della numero 23, si tratta di Laura Luridiana. Non è riuscito però a realizzare la formazione in canotta bianca, qui qualche problema in ricezione per Massazza, poi si lotta a terra anche Puzzolu, riesce a tenere vivo il palleggio, avrebbe voluto il pallone Langiu, si va invece dalle parti di Abis, lo scarico per il tiro da parte di Piras che viene però stoppata e poi il pallone che viene assegnato ancora una volta al CUS Cagliari per una rimessa dal fondo di cui si incaricherà Laura Sanna. Sono dei cambi, esce Federica Sanna e torna sul parquet con il numero 20 che è stata una delle principali trascinatrici del CUS, ovvero Ilaria Maccioni con la canotta numero 20. 4 minuti 25 secondi al termine questo secondo tempo. Ancora fase di confusione con il San Salvatore che riesce in qualche modo a recuperare il pallone, a portarsi in zona d'attacco, tripla per Abis, solo tabellone.
contropiede ben giocato qui dal Cus con Maccioni che però sbaglia un comodo appoggio, avrebbe potuto magari cercare di tirare con la mano sinistra da quella posizione. Immaginiamo che la sua allenatrice a rimproverarle proprio quello, magari una volta terminata la partita. Errore ancora per il Cus, si lotta a terra per l'ennesima volta con Puzzolu che riesce a strappare il pallone, a offrirlo a Massazza che però a sua volta viene attaccata da Sanna e poi riesce a congelare il possesso del Cus Palmas, anche se rischia poi di perdere il pallone. Ora un'altra stoppata, stavolta per Puzzolu. Le giocatrici continuano a inseguire il pallone, poi finalmente il gioco viene arrestato dall'intervento arbitrale, mentre una giocatrice del Cus Cagliari ha subito un colpo sul viso in maniera del tutto fortuita. Sono in inferiorità numerica le universitarie, ha bisogno di tornare in panchina per riposare un attimino, per riprendere un po' di fiato. La numero 23 Luridiana sembra aver subito, ripetiamo in maniera del tutto fortuita ovviamente, un colpo sul viso, anche se tocca pure il braccio. Ovviamente ci auguriamo che non ci sia alcun tipo di problema per lei, che è andata comunque momentaneamente ad abbandonare il campo mentre attaccano le compagne. Ora con Sanna, tiro da 3 punti, airball per Sanna, pallone che termina poi oltre la linea di fondo. Sarà un altro cambio per coach Asunis con la numero 13 Valentina Rubiu pronta a tornare sul parquet. 2 minuti 55 secondi, siamo ormai agli sgoccioli di questa partita, l'ultima al femminile di questa 33esima edizione del Trofeo Segni, partita ovviamente decisiva per l'assegnazione del titolo. C'è stato un altro ingresso in campo intanto nelle fila del Cus Cagliari, con la numero 5 Camilla Martis che è entrata in campo. A questo punto, andando a dare un'occhiata anche alle giocatrici che siedono in panchina ora per il Cus, probabilmente la giocatrice che c'è stata segnalata con il numero 1, vale a dire Alice Campus Friaggio, a questo punto potrebbe avere il numero 30. Cercheremo di sincerarcene qualora ci dovessero essere delle pause qui alla fine della partita. Intanto il gioco prosegue ora proprio con la nuova entrata Martis, che riesce a proporre all'indirizzo di Laura Sanna. Poi il pallone giocato dal Cus, proprio con lo scambio tra le due omonime Laura e Federica Sanna, rimessa dal fondo stavolta per formazione in canotta bianca. Coach Lello Asunis concede campo nel frattempo nuovamente a Ludovica Castelli, rimessa dal fondo, e stavolta lo vedete anche il San Salvatore va ad aggredire in zona difensiva con maggior vigore le avversarie. Propiziato questo errore al tiro da parte del Cus, che rimane comunque in zona d'attacco. 1 minuto 52 secondi al termine. Ora l'iniziativa ancora da parte di Maccioni, fermata irregolarmente da un'avversaria difficilmente contenibile dalla difesa del San Salvatore quando riesce a mettere palla per terra. Ilaria Maccioni, 2 liberi per lei per chiudere una volta di più. Dunque questo incontro dominato dal Cus Cagliari dopo, ripetiamo, un mini break di 4-0 inizio partita per il San Salvatore. È stato un sostanziale monologo per le Cussine grazie a una zone press contro la quale il San Salvatore ha sempre faticato in maniera importante. 39-15, 1 minuto e mezzo ancora da giocare qui al Palasport di Via Talete per questa 33esima edizione del Trofeo Segni, finale di fatto al femminile tra San Salvatore Sellargius e Cus Cagliari. Ora Alessia Piras, il pallone servito all'indirizzo della numero 13 Valentina Rubiu, fermata però proprio al momento del tiro. C'è un altro cambio, esce Laura Sanna per il Cus e fa il suo primo ingresso in questa partita con il numero 7 Lucrezia De Giudici.
Viene dunque concesso il campo per questo ultimo minuto e spiccioli di partita. Tutto pronto per l'esecuzione dalla rimessa, con la rimessa dal fondo per il San Salvatore. Castelli si era smarcata bene sotto canestro, il passaggio però della compagna arriva con un pizzico di ritardo, allora non si concretizza questa azione da parte del San Salvatore. Ora attenzione a Maccioni che è in ritmo per il tiro da 3 punti, appoggia al vetro ma non riesce a realizzare, poi si lotta a rimbalzo, intercetta ancora facilmente Maccioni, trova De Giudici che però commette infrazioni di passi, muove i piedi prima di mettere palla per terra, allora il signor Beltramini è inflessibile, non le concede la gioia del canestro. Quando siamo arrivati a 45 secondi dal termine di questa sfida, partenza in palleggio per il San Salvatore da parte di Abis, canestro qui per Abis. 39-17 il punteggio, partita ormai agli sgoccioli e allora ne daremo conferma al più presto possibile perché bisognerà fare i calcoli, ma il Cus Cagliari dovrebbe essersi aggiudicato il 33esimo trofeo segni al femminile. Ovviamente ve ne daremo conferma il prima possibile, ci sarà da fare un po' di calcoli perché è in ballo anche la differenza canestri. Ovviamente, come detto, cercheremo di fornirvi quanto prima questo dato. 40-17, partita ormai terminata, 10 secondi al termine. San Salvatore vuole però prendere l'ultimo tiro di questa partita, cerca di farlo con Abis che però non trova un varco. Ora il tiro lo prende e lo sbaglia però la numero 24 Marta Casula e non c'è lo spazio per l'ultimo tiro del Cus Cagliari che comunque si aggiudica questa partita con il punteggio finale di 40-17. Secondo i nostri calcoli dovrebbe essersi aggiudicata anche il trofeo segni, ma come detto rimandiamo il verdetto definitivo ai calcoli che si faranno ovviamente ora a margine della partita. Noi ci prendiamo una piccola pausa dal Palasport di Via Talente, ma rimanete in diretta su directasport.it. Tra poco sarà la volta della finale al maschile tra Pezzini Morbegno e Sublanu Selargius. Allora torniamo in diretta dal Palasport di Via Talete a Cagliari, mentre le squadre che saranno protagoniste della finale al maschile si stanno già riscaldando. Ora è definitivo ovviamente con tutte le partite vinte, percorso netto il Cus Cagliari è andato a succedere all'Astro Cagliari nell'Albo d'Oro del 33esimo trofeo segni. Io sono in compagnia dell'allenatrice del Cus Cagliari, Consuelo Scameroni. È sempre una soddisfazione insomma iscrivere il proprio nome nell'Albo d'Oro di una manifestazione, di un torneo così prestigioso. Buonasera a tutti. No, diciamo che la soddisfazione è ogni anno riuscire a partecipare a questo torneo che grazie a Ermanno Iacci, Scuola Basket e Astro è organizzato in una maniera eccezionale. Molto divertente per le ragazze, competitivo e non si smette mai di giocare. Occasione questa per fare un po' il punto sul settore giovanile del Cus Cagliari. Qual è la situazione? Ci sono delle giocatrici che si stanno segnalando insomma già l'attenzione anche del basket nazionale, non so se vuoi insomma ricordare di chi si tratta. Sì, no, diciamo che stiamo lavorando abbastanza bene, abbiamo 3 gruppi molto buoni, Under 16, l'Under 14 e anche l'Under 13. Nell'Under 16 appunto milita Federica Madeddu che fa parte della nazionale Under 16, già nella rosa della serie A, quindi del 2001 abbiamo già tante ragazze che già dall'anno prossimo faranno parte di quella rosa. Hai accennato alla Serie A, la formazione, la prima squadra che sarà impegnata negli spareggi play-out contro Salerno, cosa prevedi? Insomma, il fattore campo è già una cosa importante, insomma, averla conquistato vuol dire già tantissimo. Sicuramente dover giocare l'eventuale bella in casa è tutto a nostro favore, ci teniamo tantissimo, speriamo appunto di riuscire a rimanere subito in Serie A che è la categoria che ci spetta e ci meritiamo sicuramente. Grazie mille allora a Consuelo Scameroni, molto gentile nell'essersi concesso i nostri microfoni. Ora ancora una pausa, ma rimanete su Directa Sport, tra poco come detto la finale al maschile di questa 33esima edizione del Trofeo Segni.
Tornati in diretta dal Palasport di Via Talete a Cagliari. Io sono in compagnia di Mauro Farris, anima del soprattutto settore mini basket della scuola basket Cagliari. Allora Mauro, quest'oggi entrando in palestra ho trovato anch'io stesso una bella novità. Innanzitutto le tribune completamente riverniciate, non si ferma mai, insomma, tutto l'ambiente, tutta la macchina scuola basket Cagliari. Nei fatti e nella testa, o anzi al contrario, nella testa e nei fatti. Avevamo detto che eravamo arrivati per dare un po' di colore, un po' di energia. Il colore l'abbiamo dato 2 settimane fa con gli spalti, verde e giallo, colori sociali tradizionali, perché sta arrivando imminente ormai il nostro campo estivo, il Summer Village 2016, dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni. L'anno passato abbiamo chiuso con una media di 80 bambini al giorno, quest'anno contiamo di chiudere le iscrizioni a circa 100 bambini, ringraziando ovviamente il nostro Don Gigi che ha aperto le porte del campo da calcetto, del refettorio, e poi ovviamente mantenendo i nostri spazi, il campo all'aperto, la piscina con regolare bagnino e questo campo coperto che è una nicchia perché siamo al centro di Cagliari, palestra in parquet, e quindi bisogna sfruttare al meglio questa struttura. 2 parole anche su questo trofeo Segni, tanto faticoso da organizzare quanto comunque bello da vivere sempre. Il cuore, la testa, l'energia è tutta di Ermanno. Io ci ho messo solo la musica, il ruolo di DJ, per il resto questa è una creazione totale di Ermanno. Mi prendo un pizzico di merito sul campo estivo, ma sul trofeo Segni lo ammiro come tutti quelli che sono seduti dall'altra parte. Allora, visto che magari Ermanno era molto impegnato quando abbiamo dato il via a questa diretta, non c'è stato tempo per approfondire molto questo trofeo, insomma rimane l'avvenimento centrale di tutta l'attività della scuola basket Cagliari. L'obiettivo è quello di formare prima rapporti umani che giocatori di pallacanestro. Abbiamo sentito, l'ho detto prima in maniera molto interessante, anche Fabio Villani, che è rimasto amico con un ragazzo di Morbegno che ha poi ritrovato in campo anni dopo, e questa è la magia del trofeo Segni. Sì, penso che si respiri un'area particolare di vero fair play, di vero amicizia. La dimostrazione è data dal fatto che nella prima giornata di gara abbiamo avuto qualche problema con gli arbitri che non si sono presentati per un piccolo disguido tecnico. Non c'è stato un minimo problema a mettere in campo gli istruttori di Macomer, gli istruttori di Morbegno per arbitrare. Ha arbitrato anche Ermanno con enorme qualità, ha tolto dal cilindro un altro numero, insomma nessun problema, nessuno ha alzato i toni, e non era peraltro neanche una parità facile perché era una parità equilibrata. Da Scuola Basket Cagliari, di sport a Directa Sport, il passo è breve, allora cosa bolle in pentola anche da questo punto di vista? Ma intanto ormai penso sia palese e acclarato che è un progetto che viaggia all'unisono. La D-Sport produce directasport.it, quindi è un prodotto editoriale, promuoviamo lo sport attraverso le dirette streaming, in questo caso particolarmente su Facebook, 22 discipline, 6.000 accessi al giorno. La D-Sport però fa soprattutto attività istituzionale e sportiva, lo fa con i campi estivi, lo fa con l'attività del mini basket. È un progetto che viaggia alla grande, anche perché stiamo davvero reinvestendo praticamente tutto quello che riusciamo a ottenere nell'operazione di restyling della palestra. Allora Mauro, direi di fermarci qui perché la finale al maschile del 33esimo trofeo Segni sta veramente per iniziare. Ancora una pausa per noi, ma poi torniamo ovviamente in diretta sempre su Directa Sport Live TV. Scusi, è lei la calciatrice che ha fatto gol prima? Che ha vinto il premio? Complimenti. Complimenti. Complimenti, arrivederci. Deve applaudire e urlare chi vuole venire tutta l'estate.
E allora siamo tornati in diretta dal Palasport di Via Talete a Cagliari, tutto pronto per l'inizio della finalissima al maschile di questa 33esima edizione del Trofeo Segni. A contendersi saranno il Sublanu di Selarus, formazione tra virgolette padrona di casa quest'oggi. Dall'altra parte c'è invece la Pezzini Morbegno, formazione che partecipa ormai da tantissimi anni a questo torneo e che punta a succedere alla Sancat Firenze nell'albo d'oro della manifestazione. C'è tantissimo entusiasmo al Palasport di Via Talete. Io intanto ho un altro ospite ancora dall'Accademia Sustentus Estu, si tratta del presidente Riccardo Fiorelli, che ha dei discreti trascorsi, mi dicono, da giocatori intanto su questo parquet e che ha partecipato in passato al Trofeo Segni, dunque ben conosce la magia di questo torneo. Altro che, dovremmo fare moltissimi tornei di questo genere perché creano entusiasmo, stimolano i ragazzi a capire quanto è bello questo sport e soprattutto perché ci consentono noi poveri isolani di confrontarci per una volta con squadre non sarde. Mi diceva Fabio Villani poi in precedenza, una cosa bellissima del Trofeo Segni è quella di poter ospitare un ragazzo che arriva dal continente, dunque in questo modo si creano dei rapporti umani e la magia, ripetiamo ancora, del Trofeo Segni. Io l'ho fatto in passato da ragazzo, ho ospitato dei miei coetanei che venivano a giocare qui e sono stato poi ospitato diverse volte a Roma, a Napoli per tornei simili a casa di famiglie di ragazzi miei coetanei ed è effettivamente un'esperienza di vita oltre che sportiva meravigliosa. Quest'anno era il primo anno in cui partecipava anche l'Accademia Basket Sestu con la sua formazione Under 14 allenata da Fabio Villani e da Nicola Massa. Ne abbiamo parlato in precedenza proprio con Fabio. Villani si sta lavorando sul settore giovanile, ovviamente una società nuova nata nel 2012, il progetto è ancora in fase embrionale, però insomma la strada intrapresa è quella giusta. Ah sì, ovviamente costruire un settore giovanile dal mini basket in avanti è un processo lungo che richiede tanti anni e tanto impegno costante negli anni. Noi abbiamo iniziato a farlo, adesso piano piano speriamo di proseguire e che sia la strada giusta. Ovviamente il sogno neanche tanto nascosto è quello magari un giorno di portare in prima squadra proprio un ragazzo di Sestu, perché ci sono insomma delle radici importanti, ormai la squadra ha fatto breccia nella popolazione di Sestu. Sì, chissà che prima o poi anche noi non riusciamo ad avere, chissà tra quanti anni, un ragazzo nostro creato da noi, formato da noi, cestisticamente cresciuto all'Accademia, che giochi in prima squadra. È un percorso lungo, ripeto, ma abbiamo anche ottimi rapporti con la scuola basket, come è noto, e chissà che invece non sia qualcuno della scuola basket a essere poi convocato in prima squadra. Comunque qualche sardo in più non ci dispiacerebbe. Ricordiamo già l'anno scorso Manuel Fois, poi Cicotto, insomma diversi ragazzi della scuola basket Cagliari hanno disputato il campionato di Serie C Silver con il Sustentus Estu. Riccardo, parliamo anche della prima squadra impegnata domani a Piacenza, una sfida resa ancora più proibitiva dai tanti infortuni. Mi dicevi prima a microfoni spenti, è forse il momento più difficile della stagione. Sì, è un momento delicato perché è un momento delicato per la stagione, è un momento molto difficile per noi perché abbiamo praticamente tutti i lunghi fuori gioco per infortuni vari, Samoggia, Varrone, Laguzzi, Melis, sono tutti infortunati e nessuno di loro potrà partecipare alla gara, così come non verranno con noi Pilo e Elia, che sono altri due giocatori molto importanti nel nostro roster per ragioni di altro genere, un po' di stanchezza e per Pilo un impegno di lavoro. Quindi andiamo totalmente rimaneggiati con una squadra che è completamente diversa rispetto a quella che spero parteciperà poi all'ultima gara e a quella dei play-out. Play-out dove ovviamente la squadra si giocherà la permanenza nel campionato di Serie B, si spera con il vantaggio del fattore campo. Quanto potrebbe pesare insomma questo aspetto? Palamellano spesso e volentieri ha fatto la differenza nel corso di questa stagione. In qualche partita fa ho avuto modo di intervistare insomma un allenatore ospite, mi ha detto nel corso del primo tempo le trombette del Palamellano ci avevano storditi, anche per questo non abbiamo avuto un buon approccio alla partita. Ma sì, giocare in casa è naturalmente un vantaggio ed è un vantaggio per varie ragioni, intanto perché giocare nel proprio campo
è sempre diverso che giocare nel campo dove si allena un'altra squadra, e poi il pubblico ci dimostra costantemente un affetto molto importante che per noi è preziosissimo e che ci aiuta effettivamente ad avere una marcia in più nelle partite in casa. Intanto, per chiudere questa intervista, Riccardo, è passato sotto la nostra postazione Ermanno Iaci, non so se vuoi dedicare due parole, tu che lo conosci molto bene. Ma per noi è una specie di padre putativo, nel senso che è colui che ci ha fatto crescere all'interno di una palestra di basket con la palla in mano e soprattutto con dei valori che dovrebbero essere costantemente insegnati a tutti i ragazzi che si avvicinano allo sport, che sia pallacanestro o altro. Lui è un'istituzione ed è per questo che noi cerchiamo di collaborare con lui il più possibile, anche per poter imparare da lui tutto quello di buono che ha da insegnare ancora. Allora, grazie mille a Riccardo Fiorelli, presidente dell'Accademia Sestu, e andiamo a seguire questa partita. Ricordiamo Sublanu contro Pezzini Morbegno, l'entusiasmo è travolgente qua sulle tribune del Palasport di Via Talete, tant'è che spesso fatichiamo a sentire la nostra stessa voce. La partita che è in corso, il Sublanu è in possesso del pallone, ora con il giocatore in canotta numero 11, si tratta di Marco Murgia, poi il tiro preso e sbagliato con il rimbalzo conquistato dal numero 24 invece della Pezzini Morbegno, il giocatore Filippo Martinalli. Ora la circolazione sul perimetro con il numero 9 Christian Thomas Amadou, anzi Thomas Amadou Chapman, è questo il nome del giocatore in canotta numero 9 della Pezzini Morbegno, che ora si è portato in vantaggio sul punteggio di 4-2. Ancora Chapman che va per l'intercetto del pallone, poi prova a usare il fisico prendendo il centro dell'area. Il giocatore Davide Izzo del Sublanu Selargius si guadagna il fallo che gli permetterà di andare in lunetta con 2 tiri liberi. Gli allenatori, lo ricordiamo, da una parte sono Fabio Passerini per quanto riguarda la Pezzini Morbegno, dall'altra parte il coach è Giuseppe Peretti, mentre vediamo il suo ingresso in questo momento nel Palasport di Via Talete anche Carlo Zedda, tecnico dell'Astro Cagliari, che parteciperà ai playoff a breve per la promozione in Serie 2. Lo andremo poi a sentire. Tanto canestro ancora per la formazione di casa, si prosegue sui binari dell'equilibrio, 4-4, 7-10 al termine del primo quarto. Ora ancora Chapman, il tiro realizzato alzando la parabola dal numero 9 in canotta giallonera. Il tifo del Palasport di Via Talete è diviso esattamente a metà. La metà alla mia destra fa il tifo per la formazione di casa, la metà alla mia sinistra invece tifa per la Pezzini Morbegno. Intanto fallo sul tiro dalla media distanza tentato da Filippo Muroni del Sublanu, e dunque anche lui potrà andare in lunetta con 2 liberi. Il punteggio vede avanti Morbegno per 6-4. Ovviamente un saluto a tutti coloro i quali ci stanno seguendo proprio da Morbegno, questa diretta streaming. In palio c'è la 33esima edizione del Trofeo Segni. Ha abdicato dunque la formazione 3 volte campione in carica, la Sancat Firenze. Quest'oggi si eleggerà chi andrà a succederle sull'albo d'oro di questa manifestazione. Intanto dalla lunetta segno il canestro del -1 Sublanu, 6-5. Il punteggio 6 minuti e 40 secondi al termine del primo quarto di gioco. In precedenza abbiamo offerto in diretta la finale femminile, quella che ha visto il Cus Cagliari vincere e aggiudicarsi il trofeo, succedendo nell'albo d'oro alla formazione padrona di casa dell'Astro Cagliari. Ora questo contropiede ben giocato dal Sublanu con il canestro realizzato dal giocatore in canotta numero 25 Gabriele Ribichesu. 9-8, ora il sorpasso per i padroni di casa mentre attacca Morbegno, il pallone sotto è però un po' impreciso, riesce comunque in qualche modo a tenerlo lì Luca
scusate, si tratta del numero 24 Filippo Martinalli, che va sul forte e si guadagna il fallo che gli permetterà di andare in lunetta con 2 liberi. È stato anche un cambio nelle fila del Sublanu con il numero 0 Luca Spiga, che ha fatto il suo ingresso sul parquet. Martinalli segna il primo libero. E allora 10-9 il punteggio in favore di Morbegno, che contro sorpassa qui Chapman, un passo dall'anticipo, poi la palla che arriva tra le mani del numero 3 Alessandro Del Nero, va anche lui a subire il fallo che permetterà a Morbegno di attaccare con una rimessa da zona difensiva. Ricordiamo anche i 2 arbitri di questo incontro, si tratta di Davide Mulliri e Mattia Mulliri. Ora l'iniziativa dal palleggio, ottimo Gabriele Castellani per Morbegno, ha realizzato il canestro del +3. 12-9. Ora Ribichesu ancora per il Sublanu, prova a servire il taglio da parte del numero 14 Davide Izzo, che gira bene con il perno, realizza il canestro del 12-11. Chapman inavvertitamente mette un piede sulla linea laterale, allora palla persa da Morbegno e rimessa già eseguita dal Sublanu con Ribichesu che si occupa di portare palla in zona d'attacco. Ora Izzo mette palla per terra, è ben schierata però la difesa di Morbegno. Si lotta a terra sul pallone vagante, Izzo va a contenderlo a Martinalli, chiamata la palla contesa e la regola del possesso alternato che indica la direzione del Sublanu Selargius sul punteggio allora di 12-11 in favore di Morbegno, a 4 minuti e 45 secondi dal termine del primo quarto. C'è il primo time out dell'incontro e allora vedete che la nuova camera del nostro Andrea Farris ci offre una panoramica degli spalti del Palasport di Via Talete, dove è davvero travolgente l'entusiasmo dei tantissimi ragazzi presenti. E vedete la fazione di pubblico che tifa per Morbegno e invece l'altra che sta offrendo il proprio supporto al Sublanu. Il gioco è ripreso al Palasport di Via Talete con il Sublanu in zona offensiva alla cerca di trovare il canestro del nuovo controsorpasso. Il pallone dentro il pitturato per Izzo che cerca di girare sul perno, scivola però proprio col piede perno, allora va a commettere infrazione di passi. Rimessa dal fondo eseguita da Morbegno, c'è ingresso in campo anche del numero 2 Mattia Paniga. Ora il pallone oltre l'arco per Martinalli che si prende il tiro da 3, è corto, poi il rimbalzo conquistato da parte del numero 3 Alessandro Del Nero, errore, si continua a lottare al sottocanestro e arriva ancora un fallo. Fallo che permetterà a Martinalli di andare in lunetta con 2 liberi. Assegno dalla lunetta Martinalli, 13-11 più 2 Morbegno. Interruzione del gioco per un altro cambio
il Sublanu che getta nuovamente nella mischia il numero 11 Marco Murgia ed esce il numero 25 Gabriele Ribichesu. Dal palleggio ora Luca Spiga, il pallone dentro per Tommaso Piras, ancora Spiga, palleggio, arresto e tiro morbido, concesso molto spazio per questa iniziativa del giocatore Selargino, a segno con il canestro della parità a quota 13, 3 minuti e 50 al termine del primo quarto di gioco. Rimessa dal fondo per Morbegno che va a eseguire con il numero 0 Davide Del Barba. Il pallone in uscita dei blocchi per Del Nero, airball però per Del Nero, c'è un altro fallo a rimbalzo, a subirlo è stato ancora con il numero 24 Martinalli, dunque potrà tornare in lunetta con 2 liberi, mentre coach Fabio Passerini va a dare indicazioni proprio ad Alessandro Del Nero. Ancora Martinalli realizza dalla lunetta e Morbegno che torna in vantaggio sul 14-13. Ora c'era un buon taglio backdoor da parte di Filippo Muroni, il pallone però non arriva a destinazione, allora prova a punire Morbegno, qui c'è un airball però con il tiro dalla media cercato da Del Barba, torna comunque in possesso del pallone Morbegno, iniziativa di Del Barba, gran stoppata qui da parte di Izzo per il Sublanu, lanciato il contropiede e poi un'altra stoppata stavolta a opera di Martinalli, il pubblico è impazzito, intanto questo probabilmente era un fallo sul giocatore del Sublanu che cercava l'iniziativa al tiro, poi infrazione di passi per Martinalli, allora gioco interrotto con Peretti, il tecnico del Sublanu, che si lamenta ancora all'indirizzo degli arbitri per fallo a suo dire non fischiato in precedenza. Intanto formazione di casa quest'oggi che attacca ancora con l'iniziativa dal palleggio da parte di Spiga, poi il pallone ceduto in angolo a Murgia, dietro schiena si torna in punta, l'indirizzo di Tommaso Piras, poi Izzo che lavora ancora nel pitturato, segna, subisce il fallo, potrà andare in lunetta con un libero supplementare. Interessante questo suo accoppiamento con Martinalli, sono i giocatori un po' più fisicati delle due formazioni, dunque realizza il canestro del 15-14 Davide Izzo, a segno anche il libero supplementare, più 2 sull'Anu, 16-14. Del Nero, buona l'iniziativa di Del Nero, canestro con la mano mancina della nuova parità, partita molto equilibrata qui al Palacep di Cagliari, 2 minuti e 20 al termine del primo quarto, difficoltà intanto per la ricezione da parte di Piras, ha recuperato ora Del Barba che non riesce però a realizzare in contropiede, allora dall'altra parte c'è ancora Piras, Martinalli va per la stoppata, avrebbe preferito un po' più di calma il suo allenatore in questa circostanza, dall'altra parte recapita altri 2 punti proprio Del Barba per Morbegno, 18-16, torna avanti la Pezzini. Izzo serve il taglio da parte di Spiga, poi si torna da Izzo, vuole fare tutto da solo, va con il tiro mancino ma sbaglia, numero 14 del Sublanu, allora Del Barba in contropiede usa bene il fisico per proteggersi e realizza ancora, stavolta con la mano destra, il canestro del più 4 Morbegno, 20-16. Pallone che torna fuori per il Sublanu con Murgia, poi Izzo che ha spazio per prendere l'arresto e tiro, lo manda sul primo ferro, rimbalzo conquistato da Martinalli e poi Del Nero, c'è un nuovo ingresso in campo con il 75, c'è Leo Boschi per Morbegno, poi oltre l'arco spara da 3 Martinalli, secondo ferro, rimbalzo per Filippo Muroni, poi corre dall'altra parte il numero 10 del Sublanu, si tratta di Filippo Muroni, qui va a intercettare il pallone, la finta, poi arriva la stoppata regolare secondo gli arbitri, allora si continua a giocare. Martinalli
a segno Martinelli. Strappo allora per Morbegno sul +6, 22-16, 26 secondi al termine del primo quarto. Tiro da 2 punti nel frattempo per Piras, errore allora del Barba. Mancano 15 secondi, Morbegno che può attaccare con calma, decide però di andare fino in fondo. C'è il fallo su del Barba che potrà dunque andare in lunetta per 2 liberi. Ci sarà anche un cambio per coach Passerini che manderà sul parquet al posto di Martinelli il numero 16 Luca Dell'Agostino, mentre del Barba è pronto in lunetta per 2 tiri liberi. Il primo va a segno, allora prosegue questo parziale positivo per Morbegno, 23-16. Che diventa 24-16 più 8, massimo vantaggio nella partita. E ora zone press per la Pezzini, ma Izzo riesce a portare il pallone in zona d'attacco, pasticcia un po' col cambio di mano, riesce comunque a salvare la situazione Piras allo scadere del cronometro del primo quarto. Ci prova senza successo Marco Murgia, e allora dopo i primi 10 minuti di gioco al Palasport di Via Talete a Cagliari, in questa finalissima della 33esima edizione del trofeo Segni, davanti c'è Morbegno con il punteggio di 24-16 contro il Sublanus Elargius. Ora pausa per noi, poi torniamo in diretta. Genova, l'altra sta in via Campagna. Sono 2 soluzioni indipendenti. Buona giornata. Non affidarti al tuo istinto, ma entra in Tecnored. Riprende il gioco al Palasport di Via Talete e si riparte allora dal +8 Morbegno, 24-16. Ora dal palleggio numero 3 del Nero, iniziativa poi per Boschi, stoppato, rimbalzo, o meglio pallone recuperato da Izzo. Ora Spiga non trova spazio, deve riniziare da Murgia, poi il taglio servito ancora per Spiga. Buona azione questa da parte del Sublano, che aveva costruito bene il tiro, lo ha però sbagliato. Dall'altra parte un giro sul perno e poggia molto bene al vetro Davide del Barba. +10, primo vantaggio in doppia cifra per la Pezzini Morbegno sul 26-16. Ora da sotto a un passo dal gioco da 3 punti il numero 13 Tommaso Piras del Sublanu, mentre fronte un altro cambio per Morbegno con il numero 99 c'è Dante Colli ed esce con il 75 Leo Boschi, mentre Piras è pronto in lunetta a 9 minuti e 9 secondi dal termine del secondo quarto. Il primo libero è sbagliato da parte di Piras. Zero su 2 con il rimbalzo poi conquistato da Del Barba. Ora Del Nero va dentro in penetrazione, aggressivo ma non trova la giusta misura dell'appoggio al vetro. Dall'altra parte c'è Izzo, si butta dentro Izzo, tiene il contatto, realizza il canestro del 26-18. Ora il tiro in reverse cercato da Del Barba, chiedeva un fallo, alla coppia arbitrale non viene accontentato. Allora Izzo per il Sublanu, malinteso col compagno di squadra in maglia numero 11, e dunque palla persa in maniera piuttosto ingenua ora dal Sublanu. Dal palleggio prova ad attaccare ora Del Nero, il tiro sul secondo ferro, poi si lotta al rimbalzo, si riesce a strappare via il pallone. Ora Murgia per il Sublanu, il taglio di Izzo però letto bene da Del Barba, che recupera il pallone, vola in contropiede, subisce il fallo che è stato commesso da Muroni per il Sublanu, e allora
saranno liberi ancora per Del Barba insieme a Martinalli, trascinatore un po' della Pezzini nel corso di questo inizio di partita. Il punteggio vede avanti la formazione ospite sul 26-18, altro time out in campo e noi ora ci andiamo a prendere una piccolissima pausa. Vesalio, Monreale, Barracamana, il 65% delle transazioni è targato Tecnocard. Mutuo, regolarità dell'immobile, certificazione energetica, assistenza notarile, ristrutturazione. Da noi il tuo immobile è chiave in mano. Dal terreno su cui fare casa alla villa dei sogni, non solo vendita, locazione, acquisto programmato e rintubato. E se stai pensando di vendere, la soluzione è nel nostro ufficio. Noi garantiamo certezza. Errore col primo libero intanto per Del Barba. Il secondo va dentro con l'aiuto del Ferro. A 8 minuti e 2 secondi al termine del primo tempo Morbegno controlla ancora nel punteggio sul 27-18. Altro errore per il Sublanu che cerca comunque un varco con Spiga, poi il tiro preso da Izzo. Qui Muroni con mestiere fa carambolare il pallone sulla schiena dell'avversario, poi sulla rimessa subito il tiro vincente preso e mandato a segno da Murgia per il -7 Sublanu, 27-20. Dunque sta pian piano cercando di tornare a galla. Formazione in canotta blu da 3 punti intanto a segno del Barba, sempre più trascinatore nella Pezzini, ristabilisce immediatamente il +10 sul 30-20. Piras, ora Izzo, il passo d'incrocio, il tiro appoggiato al vetro e però sbagliato. Poi Morbegno che conquista il rimbalzo con Dell'Agostino. Del Nero, mano destra, errore, però pallone sul secondo ferro per Del Nero. Qui insegue il pallone Murgia, cerca un dietro schiena ma alle sue spalle c'era pronto Del Barba, va a contendergli il pallone. È la regola del possesso alternato che assegna la sfera alla formazione selargina. Piras, poi perso il pallone però dalla squadra di casa che riesce comunque poi in qualche modo a recuperarlo e a mandare a segno il tiro poi realizzato da Filippo Muroni, giocatore in canotta numero 10. 6 minuti e mezzo al termine del secondo quarto, ma attacca Morbegno con il pallone fuori per Del Barba, cambio di mano, arresto e tiro a segno appoggiando anche al vetro, sta realizzando davvero in tutti i modi Davide Del Barba, giocatore classe 2003, poi il mattatore di questa partita finora. Spiga per il Sublanu, un po' impreciso il passaggio sul tentativo di taglio da parte di Piras, mentre è pronto un cambio per coach Passerini, torna sul parquet con la canotta numero 9 Chapman ed esce con il numero 2 invece Mattia Paniga. Rimessa dal fondo per Morbegno, ancora sostenuta dal pubblico del Palacep. Come detto, si creano tante amicizie in questo torneo. Rimangono poi negli anni i rapporti tra i ragazzi e questa è la cosa più bella del trofeo segni. Intanto seguiamo l'attacco del Sublanu, tiro da 3 punti però fuori misura per Marco Murgia. Ora il possesso per Morbegno con l'iniziativa dal palleggio del numero 99 Colli, palla persa. Allora dall'altra parte cerca Murgia di andare a segno, il pallone sotto per Izzo che perde per un istante per andare al tiro. Arriva poi la difesa di Morbegno, palla contesa, stavolta la sfera viene consegnata alla formazione giallonera.
Morbegno in attacco ora con Del Barba, cerca di andare in penetrazione sfondando la difesa, usando anche il fisico, sbaglia però in questa circostanza. Buona la personalità di Colli, che è il più piccolo in campo ma non disdegna l'iniziativa personale. Qui sbaglia con una sorta di sottomano in avvicinamento a canestro. 4:55 per andare al riposo, e il Sublanu che va a realizzare con Filippo Muroni, un buon piazzato all'altezza della lunetta del tiro libero. 32-24, partita aperta. Comunque Morbegno ha dato la sensazione di poterla chiudere, meglio di poterla dominare in alcuni tratti, ma Sublanu resiste ed è lì a giocarsela. Intanto vicendamento esce dell'Agostino e torna in campo uno dei protagonisti dei primissimi minuti di questo match, ovvero Martinalli. Ora Colli che riceve il pallone dopo la rimessa, la mano destra serve molto bene la linea di fondo di Del Nero, che realizza in reverse il canestro del nuovo +10 Morbegno. 34-24, accelera con la mano destra, sbaglia il numero 11 Murgia, ma c'è il rimbalzo e il canestro con il layup da sotto, realizzato invece da Davide Izzo. Martinalli, spalle a canestro, giro e tiro per lui, secondo ferro, rimbalzo conquistato poi da Del Nero, errore per Del Nero, poi Murgia che controlla il pallone. Ora ripetuto scambio con il compagno di squadra in maglia numero 10, si trattava di Filippo Muroni, non è arrivato però il canestro per il Sublanu. Del Barba sul fallo evidente di Izzo, che va a colpirlo sul braccio al momento del tiro, protesta numero 14 del team Selargino, ma fallo era, come detto, assolutamente evidente. Dunque a 3 minuti e 37 secondi dal termine del secondo quarto la Pezzini Morbegno può ancora andare a tirare dalla lunetta, stavolta segna il primo Del Barba. 35-26, e ora i cori dei ragazzi della scuola basket Cagliari sono tutti per Ermanno Iaci, deus ex machina di questa tradizione che si rinnova da 33 anni, quella del trofeo Segni. Già l'anno scorso vi offrimmo le finali in diretta streaming, lo stesso entusiasmo abbiamo ritrovato quest'anno. Intanto il blocco per smarcare Muroni, però sbaglia con il tiro dalla media distanza il Sublanu, che ha recuperato in qualche modo il pallone, ci ha riprovato poi Spiga, anche lui senza fortuna. Del Barba, il tiro di Del Barba, c'è il contatto, ma prima ancora del contatto c'era stata l'infrazione di passi. Anche questa chiamata arbitrale è assolutamente condivisibile. 2:53 prima di andare al riposo. Davanti c'è sempre Morbegno, +9, 35-26, attacca il Sublanu dal palleggio, altra però incomprensione in zona offensiva. Allora lanciato in contropiede solitario Del Barba, deposita il canestro del +11 sul 37-26. Qui rischia un'altra palla persa il Sublanu, poi in qualche modo si apre un'autostrada per Murgia, che però non ne approfitta. Arriva poi il fallo, tanti errori di misura stanno costando un po' la testa dell'incontro la squadra di casa, mentre esce Murgia un po' frustrato per l'errore commesso in precedenza. C'è campo ora per il giocatore in canotta numero 25, si tratta di Gabriele Ribichesu. Primo libero realizzato da parte di Ribichesu. E anche il secondo va dentro, 37-28.
Martinelli da sotto con l'evidente contatto stavolta da parte di Ribichesu. Il suo allenatore giustamente chiede di saltare senza allungare le braccia verso l'attaccante in modo da non commettere fallo. Ha cercato il pallone invece il giocatore del Sublano. Anche qui fischio arbitrale ineccepibile dalla lunetta Martinelli. Il primo va dentro. E anche il secondo trova fortuna. 39-28 più 11 Morbegno. Ora lo scarico per Izzo, fuori da Piras, buono il giro sul perno di Piras, mano sinistra a segno, gran canestro questo da parte di Tommaso Piras. 39-30, Sublanu che non molla, sempre lì, mentre Del Nero, ormai catalizzatore di quasi tutti i possessi offensivi della Pezzini, va ancora a realizzare, stavolta con la mano destra in penetrazione. 41-30 più 11, lavora dal palleggio ora il Sublanu, pallone dentro a cercare Piras, poi fuori le parti di Muroni, errore per Muroni, tocca a rimbalzo Martinelli, poi controlla Del Nero, scusate Del Barba, e ora Del Nero che riceve in punta, guarda per un attimo al canestro, resta il tiro per Del Nero, secondo ferro, si lotta sul pallone vacante, conquistarlo il Sublanu che ora lancia in contropiede Ribichesu fa un po' intimorire dalla possibile stoppata di Martinelli, allora blocca la sua corsa, cerca la finta, perde il tempo però per andare a realizzare da sotto. Allora a 1 minuto dal termine del secondo quarto Morbegno attacca nel possesso del possibile più 13 Del Nero dentro, interessante il taglio da parte del giocatore in canotta numero 4, si trattava di Gabriele Castellani. Non si è completato però il gioco a 2, qui va a sfondare, ottima la posizione difensiva in questo caso da parte di Del Barba con Ribichesu che cercava lo spazio per il layup con la mano destra, è andato poi a commettere un evidente fallo di sfondamento. Allora 44 secondi dal termine del secondo quarto, davanti c'è sempre Morbegno. 41-30, intanto questo è il coro del Palacep per Ermanno Iasi. E anche da queste piccole cose insomma si capisce quanti ragazzi, ormai tante generazioni, siano affezionate alla figura di Ermanno Iaci, patron di tutta questa macchina ormai importante anche dal punto di vista dei numeri, che è la scuola basket Cagliari unitamente all'Astro Cagliari. E ripreso il gioco intanto mentre Morbegno attacca dal palleggio con Del Barba a prendersi un altro tiro, davvero mano molto morbida, numero 0 della Pezzini, più 13, 43-30. Ora il tentativo in penetrazione da parte del numero 10 Muroni. Sta per scadere il cronometro del secondo quarto, errore dalla lunga distanza, tiene vivo Del Nero, errore anche per lui, Martinelli arriva un passo dal rimbalzo ma non riesce a controllare. Allora dopo i primi 20 minuti di gioco al Palacep di Cagliari nella finale della 33esima edizione del Trofeo Segni, davanti c'è la Pezzini Morbegno sul Sublanus Largus con il punteggio di 43-30. Noi ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo ancora in diretta. Just
Scusi, è lei la calciatrice che ha fatto gol prima? Che ha vinto il premio? Complimenti. Complimenti. Complimenti, arrivederci. Deve applaudire e urlare chi vuole venire tutta l'estate. Guarda, sono proprio convinta. Aspetta un attimo. Buongiorno, è in cerca di soluzioni? Prego. Allora, vediamo due belle casette per lei. Una sta in via Genova, l'altra sta in via Campagna. Sono due soluzioni indipendenti. Buona giornata. Non affidarti al tuo istinto, ma entra in Tecnored. Vesalio, Monreale, Barraccamanna, il 65% delle transazioni è targato Tecnocard. Mutuo, regolarità dell'immobile, certificazione energetica, assistenza notarile, ristrutturazione. Da noi il tuo immobile è chiave in mano. Dal terreno su cui fare casa alla villa dei sogni, non solo vendita, locazione, acquisto programmato e rintubato. Se stai pensando di vendere, la soluzione è nel nostro ufficio. Noi garantiamo certezza. Allora siamo tornati in collegamento diretto con il Palasport di Via Talete a Cagliari, tutto pronto per l'inizio del secondo tempo tra Pezzini Morbegno e Sublanus e Largus. Il punteggio vede avanti la formazione ospite sul 43-30, partita che come detto sta per ricominciare. Io intanto ho ancora un ospite al mio fianco, si tratta di Carlo Zedda, allenatore della Astro Cagliari in Serie B femminile, che a breve andrà a giocarsi gli spareggi per la Prodo in Serie A2, un altro dei temi questo caldissimo insomma da queste parti nel corso di queste settimane. Partirei però, Carlo, anche dalla tua esperienza relativa al trofeo Segni. Che ricordo hai magari quando ci hai partecipato da giocatore? Ricordi, buonasera a tutti intanto, ricordi bellissimi sia da giocatore, l'ho fatto per 2 o 3 stagioni, perché ho avuto la fortuna di partecipare anche con le squadre più grandi, ricordi che ti rimangono sempre nel cuore perché poi alla fine fai tante amicizie, ricordo che le persone che ospitavamo poi alla fine venivano fuori degli scambi che ancora rimangono, ancora ci si sente con dei ragazzi di Morbegno, con dei ragazzi di Roma, con dei ragazzi del Banco di Sardegna. Io ho avuto modo di ospitare tante volte, perciò con tanti di loro poi alla fine ho passato tante estati a casa loro e loro a casa mia. Una delle cose più belle di questa giornata, non so se sei d'accordo, è stato il coro che si è sentito qualche minuto fa dei bambini di 9-10 anni che cantavano insomma il nome di Ermanno Iaci. Secondo te dove nasce tutto questo rapporto, questa magia che si respira in questo campo? Ma io credo che alla fine quando tu fai del bene un po' dalle persone, dai ragazzi ti viene riconosciuto. 33 anni di tornei, forse in Italia non c'è nessun altro che li ha fatti con questa continuità, tornei che soprattutto alla fine non hanno nessuno scopo di lucro, ma soltanto riuscire a far partecipare tanti giovani a questo meraviglioso sport, divertendosi, socializzando, magari diventando anche bravi. Credo che poi alla fine
parta da questo il coro dei ragazzi che riconoscono Ermanno, che chiaramente è il fondatore di questo torneo, è colui che ha dato questa grande continuità a questa manifestazione e che continua a essere onnipresente in questa società. Un'altra battuta sul lavoro che state facendo nel settore giovanile: tanti dei giocatori che giocano nelle squadre di Cagliari e Interland provengono da questo settore giovanile. Questa è una delle società che lavora meglio con i ragazzi. Sì, tanti giovani hanno calcato tanti parquet della Sardegna, qualcuno qualche parquet nazionale, ricordo tanti ragazzi tipo Stefano Iacci, Nateri, Riccardo Fiorelli, Davide Mazzuri, c'è gente che Antonello, Loi, c'è gente che ha calcato tanti campi d'Italia, ma non solo nel maschile, ma citerei anche il femminile, che chiaramente porta avanti tante giovani, molte di loro hanno fatto la Serie A, alcune giocano ancora in Serie A, alcune nostre atlete giocano ancora in Serie A nelle squadre sarde, insomma questo è l'obiettivo di questa società, cercare di costruire dei giocatori, ma soprattutto cercare di costruire delle persone vere. Astro Cagliari, che 2 anni fa partecipava al campionato di Serie A2 femminile con la sua prima squadra, non ha deciso di proseguire quell'esperienza, è ripartita dalla Serie B, però sta arrivando a giocarsi gli spareggi per tornarci in Serie A2. Allora ti chiedo qual è stato innanzitutto il vostro cammino fino a questo momento. La squadra è un mix tra giocatrici molto esperte ed altre molto giovani, questa alchimia insomma ha funzionato. Questa alchimia ha funzionato, ci sono voluti 2 anni di lavoro intenso, 2 anni dove abbiamo dovuto rallentare il percorso e soprattutto anche non avere degli obiettivi asfissianti come la Serie A, alla quale tra l'altro abbiamo rinunciato per problemi economici, perché trovare uno sponsor oggi è sempre più difficile, trovare qualcuno che ti aiuta in questo momento con la crisi che c'è è sempre difficile, però dobbiamo essere bravi a far avvicinare la gente a questo sport, a far capire quali sono i nostri principi e soprattutto a far capire che si può fare sport sempre e comunque, anche se non sei tagliato per fare la Serie A1, perché lo sport è importante, perché lo sport accomuna tante idee, tante situazioni e soprattutto arricchisce ed deve essere l'obiettivo della nostra società. Chiaramente tornando un attimino indietro e ritornando alla nostra squadra, c'è da dire che certo abbiamo dovuto rallentare con gli obiettivi per dar modo alle nostre giovani di crescere e dare un contributo solido nella partecipazione del campionato, cosa che quest'anno hanno fatto tante 97, 98, 99, 2000. Io ho sempre giocato tutto il campionato in 12, portando 12 persone al referto, ma soprattutto mettendo 12 persone in campo in ogni partita. Non ho mai guardato se fosse del 2000 o se fosse del 78, cioè non mi interessava la giocatrice pronta a quel momento. Questo mi fa pensare che la squadra sia cresciuta negli ultimi 2 anni, l'obiettivo di vincere il campionato l'abbiamo raggiunto da imbattuti, vincendo la fase regolare, vincendo la fase orologio, vincendo i playoff. Adesso ci sono questi spareggi che li prendiamo con il giusto piglio per confrontarci comunque col continente, anche se purtroppo col malincuore di dover rinunciare a Sonia Cirronis per un problema legato al ginocchio, un infortunio in semifinale, ma già in finale la squadra ha dimostrato di esserci comunque. Dunque crediamoci, portiamo avanti i nostri valori, poi vinca il migliore. Se siamo in grado di andare in Serie A2 valuteremo e vedremo il da farsi e ci porremo i giusti quesiti, come farla, se farla, con chi farla e insomma. Intanto diamo gli appuntamenti, Carlo. Dall'altra parte diciamo c'è la Milano di Gottardi, non un a caso certamente, però intanto diamo gli appuntamenti, le date, anche per invitare magari il pubblico a venire a seguirvi su questo campo. Certo, assolutamente. Giochiamo il 23 dicembre a Milano
alle ore 17 contro la squadra Milano Basket femminile, la squadra di Gottardi, ma non solo, di Contestabile, di Smalduan, di un allenatore che comunque conosce benissimo i campionati non di Serie B ma anche di Serie A. E dunque diciamo che l'impegno è abbastanza importante, ma anche noi abbiamo qualche giocatrice che ha calcato qualche parquet in tutta Italia, anche noi abbiamo fatto la Serie A 2 anni fa con grandi meriti, ci siamo salvati per 2 anni di fila e anche molto bene, dunque non dobbiamo temere nessuno. Cioè andiamo, facciamo la nostra partita a Milano e poi vi do appuntamento tutti il 30 di questo mese, il 30 di aprile alle ore 16:45 a sostenere la nostra squadra. Abbiamo bisogno di voi per riuscire a continuare questo percorso e magari arrivare alla finalissima. Allora grazie mille a coach Carlo Zedda, anche in bocca al lupo. C'è qualcosa che vuoi aggiungere? Sì, volevo aggiungere e ricordare che la nostra squadra ha organizzato come festa di promozione, ma soprattutto con l'obiettivo di autosostenerci per le trasferte, perché è chiaro che dove non si arriva bisogna comunque avere l'ingegno per poter comunque andare avanti e non negare a queste ragazze la possibilità di partecipare a delle gare così importanti. Abbiamo organizzato un evento che è il 19 di questo mese, il 19 mercoledì alle ore 20:30 al Caffè Bistrò. La partecipazione chiaramente ha un costo perché c'è un aperitivo, una pericena che è di 12 euro e ci aiuta in parte a sostenere le nostre trasferte, ma soprattutto ritorniamo a bomba sul clima che vogliamo sempre avere nella nostra palestra, la socializzazione, lo stare insieme, vivere insieme tutte le esperienze che siano sportive dentro e fuori dal campo. Allora l'appuntamento è per tutti gli appassionati di basket, non solo all'interno di questa società ma tutti in generale, per questo aperitivo insomma, che servirà a sostenere l'Astro nella partecipazione ai playoff del campionato di Serie B. Ancora grazie a coach Carlo Zedda. Intanto torniamo a seguire questa partita che vede avanti sempre Morbegno con il punteggio di 49-38 quando mancano 4 minuti e 24 secondi al termine del terzo quarto di gioco. Ora c'è un tiro sbagliato e non di poco da parte di un giocatore dell'Astro. Allora Morbegno che torna avanti in zona offensiva con il pallone che viene controllato ora dal giocatore in canotta numero 1, si tratta di Stefano Salvadori. Poi si lotta sul pallone con Del Barba che finisce a terra e viene subito rialzato dal giocatore avversario Muroni. Clima di grande sportività, più 11 Morbegno che è dunque in vantaggio in doppia cifra ancora all'interno di questo terzo quarto e dà l'impressione di poter controllare insomma l'andamento dell'incontro, di potersi aggiudicare questo 33esimo trofeo segni al maschile. Quello al femminile, lo ricordiamo, è già andato al CUS Cagliari che ha concluso questa manifestazione da imbattuta vincendo tutte le partite e vincendo anche con largo margine l'ultima contro il San Salvatore Selargius, partita che è questa vi abbiamo già offerto in diretta nel corso del nostro pomeriggio, improntato tutto sul basket giovanile. Ora errore per Morbegno con Dell'Agostino, dall'altra parte c'è Spiga, il tiro sul secondo ferro, sbaglia da sotto, si continua a lottare però sul pallone. Ora Muroni prova a buttarsi dentro, va a commettere infrazione di passi, si lamenta, avrebbe voluto un fischio arbitrale per un fallo, non viene però accontentato dalle due giacchette grigie che, lo ricordiamo, sono Mattia e Davide Mulliri, entrambi di Cagliari. 3 minuti e 18 ancora da giocare nel terzo quarto. Ora Muroni che invita all'azione Piras, il pallone poi per Spiga, tiro dalla media, assegno per il giocatore in canotta numero 0 del Sublanu. Meno 9 per i Selargini, 49-40 il punteggio. Del Barba ancora con l'ennesimo 1 contro 1, anche qui va a subire il fallo
Fallo che gli permetterà di andare in lunetta con 2 tiri liberi. Segnato il primo. È segnato anche il secondo, più 11 Morbegno, 51-40. Muroni dal palleggio per il Sublanu, si va a vedere in angolo ora numero 29, si tratta di Samuel Strazzera. Poi Spiga in punta, non trova spazio, allora deve scaricare in angolo Perizzo, il piazzato dall'angolo è però corto per il numero 14 in canotta blu. Del Barba dall'altra parte fa tutto da solo e va a recapitare i punti del più 13, 53-40. Ora Izzo sembra affiorare anche un po' di stanchezza ora tra le gambe dei ragazzi del Sublanu. Il pallone sotto ora per Strazzera, poi in angolo prende il tiro il numero 13 Tommaso Piras. Poi fischio arbitrale con coach Passerini che si arrabbia tanto con il suo giocatore in canotta numero 4 Gabriele Castellani per qualche errore commesso in precedenza. Intanto ci sono degli altri cambi. E il pallone è rimesso in gioco da Morbegno ora con Del Nero. A un passo dall'anticipo Muroni del Barba con un tiro in corsa che va a segno. Confermiamo insomma la sensazione che abbiamo avuto nel primo tempo del Barba con mano molto morbida. Queste situazioni, intanto Izzo dall'altra parte bloccato dalla difesa di Morbegno, sempre particolarmente aggressiva, più 15 e se non andiamo errato è il massimo vantaggio, nuovo massimo vantaggio in questa partita per la Pezzini, che attacca ancora con ora Castellani che prende il centro dell'area, cerca di andare fino in fondo, trova il fallo della difesa e ora il Sublanu sta lentamente cedendo un po' il passo a Morbegno, che sembra averne di più e ha decisamente una rotazione molto più lunga, può distribuire meglio le energie. Coach Passerini, un libero sbagliato il primo da parte di Castellani. 0 su 2 al rimbalzo Izzo, poi controlla Muroni. Strazzera dall'altra parte con la mano destra dietro schiena, è buona in questo caso la difesa da parte del numero 25 Alessandro Giorgini. E altro recupero per la Pezzini Morbegno. Del Nero attacca anche lui con coraggio e anche lui va a guadagnarsi un fallo. Tanto vediamo che fa capolino a fondo campo anche Torre Serra, anima da sempre del basket Sublanu di Selargius, ex giocatore del Bril Cagliari, ma non solo, giocatore di altissimo livello anche in Serie A, che da tanti anni, come detto, ha intrapreso questa attività soprattutto, se non esclusivamente, a livello giovanile con il Sublanu, che ha offerto diversi giocatori interessanti al panorama cagliaritano nel corso della propria storia. Ultimo minuto intanto del terzo quarto, sempre più 15 Morbegno, il pallone che verrà rimesso da fondo campo ancora con Del Barba, l'uscita di Del Nero, poi Castellani va dentro all'indirizzo di Dell'Agostino, cerca Dell'Agostino di andare a segno appoggiandosi al vetro ma sbaglia. Ora Castellani fuori per Del Barba da 3, spara e manda a segno Del Barba, gran tripla questa frontale per Del Barba. Non abbiamo ovviamente a disposizione le statistiche in tempo reale dell'incontro, ma assolutamente non ci sbaglieremmo insomma nel dire che Del Barba è il miglior realizzatore di questa partita. Ora Del Nero, quel pallone che circola per Giorgini,
è in fiducia Del Barba e segna anche questa. Che partita per Davide Del Barba, davvero complimenti, questo ragazzo che permette a Morbegno praticamente di archiviare la pratica con 10 minuti di anticipo. Infatti il punteggio è di 61-40 più 21 per la formazione giallonera al termine del terzo quarto. Altra interruzione del gioco, ultimo mini intervallo e dunque pausa anche per noi. Scusi, è lei la calciatrice che ha fatto gol prima? Che ha vinto il premio? Complimenti. 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 Arrivederci. Deve applaudire e urlare chi vuole venire tutta l'estate. Torniamo in diretta dal Palasport di Via Talete a Cagliari per l'ultimo quarto di Pezzini Morbegno su Planus e Largius più 21 per la formazione ospite dopo i primi 30 minuti di gioco. Intanto io sono in compagnia di un altro ospite, si tratta di Stefano Corsini, tecnico della Sancat Firenze, che dopo 3 anni praticamente da vincente in questo torneo ha abdicato verosimilmente in favore della Pezzini Morbegno a questo punto della partita. Avete comunque conquistato il terzo posto e poi insomma il trofeo segni, al di là dei risultati del campo, è sempre un'esperienza da vivere per tutti i ragazzi. No, per noi ormai venire qua è un'esperienza più che decennale, al di là del risultato finale è l'esperienza che riusciamo a fare ai ragazzi, l'amicizia che ci lega a Ermanno. Poi naturalmente quando andiamo sul campo è sempre piacere strappare il risultato migliore, però sicuramente stamattina in una semifinale equilibrata Morbegno si è sicuramente guadagnata meritatamente la finale e il risultato di ora lo sta a dimostrare. Che clima avete trovato? Insomma, quello di sempre, immagino, qui a Cagliari, nell'ambiente della scuola basket. Sì, qui per noi è sempre un piacere venire. Prepariamo questo evento con i ragazzi di anno in anno, è una cosa che ogni età si tramanda con i ragazzi dell'età successiva, è sempre una bella esperienza per tutti i ragazzi tornare qua. Ti faccio una domanda anche sul livello tecnico che invece trovi nelle formazioni sarde. Io seguo anche un po' il basket fiorentino, la Sancat è una società all'avanguardia dal punto di vista del settore giovanile, ce ne sono altre a Firenze, Pino Dragons tra le altre, ma insomma ce ne sono diverse. Che livello trovate nelle formazioni sarde under 14 che trovate a questi tornei? Allora sicuramente, lo dico un po' alla toscana, le squadre sarde mi sembrano molto più ruspanti, c'è molto meno spazio dedicato alla tattica, però vedi tutti i ragazzi pronti a giocare uno contro uno, chi è libero prende, tira da 3 punti senza farsi troppi pensieri. Noi forse siamo già un po' troppo avanti da quel punto di vista lì, quindi i ragazzi sono troppo portati a pensare. Però quello che mi piace nelle esperienze che ho fatto in questi anni in più posti è vedere che poi c'è il timbro per ogni regione, quindi le squadre sarde, io ho trovato l'anno scorso in uno spareggio under 16 una squadra sarda per accedere alle finali nazionali, questo è il timbro un po' di tutte le squadre sarde, molto più campo aperto, contropiede, uno contro uno e un pochino meno di tattica, che comunque c'è il tempo e l'età giuste per farle un pochino più avanti. Anche se a dire il vero la Sardegna fa un po' più fatica rispetto alle altre regioni nel formare giocatori che possono magari affacciarsi a un campionato nazionale, quindi magari c'è qualcosa da rivedere, non so se sei d'accordo. Senti, io questo sinceramente non te lo so dire, anche perché poi dovremmo conoscere anche
i luoghi dove poi si opera, quindi già qui mi sembra che sia un'opera tra virgolette sociale perfetta. Forse in Toscana e in altre regioni c'è un pochino più la possibilità di andare a lavorare sul profondo, sull'individuo, sul giocatore, però io ricordo di aver perso una finale nazionale con Olbia di Pasini, dove al di là di Datome c'erano Fois, De Sole, altri giocatori che poi comunque si sono formati. Bisogna avere anche la fortuna con certe età di avere poi il materiale giusto tra le mani, e secondo me se uno è bravo, che si alleni in Sardegna o che si alleni in Toscana, poi se c'è talento, il talento viene fuori, ecco. Assolutamente sì. Un'ultima battuta: domani è il giorno un po' più atteso dalle varie comitive non sarde, perché c'è la gita a Torre delle Stelle, un modo insomma per godere delle bellezze della Sardegna. Qua è già estate praticamente, a casa saranno invidiosi. Sì, qua per noi non facciamo venire i genitori, noi perché ci piace legare i ragazzi alle famiglie che ospitano, però sicuramente i 4 giorni che abbiamo passato al di fuori del campo sono per noi. Io poi sono di Livorno ma alleno a Firenze, quindi io mi sono un po' avvantaggiato già con quando tornerò a casa per fare il mese e mezzo a casa, quindi perfetto anche da quel punto di vista lì. Grazie mille allora coach Corsini, che ci ha fatto compagnia nel corso di questa telecronaca. 64-42, sempre saldo il vantaggio nelle mani della Pezzini Morbegno. 8 minuti 7 secondi al termine del match. Primo libero sbagliato nel frattempo da Spiga. Giocatore del Sublanu. 0-2, rimbalzo poi per Martinalli. Poi il fallo speso da Piras in maniera piuttosto evidente su Del Nero. E anche Del Nero potrà andare a tirare dalla lunetta. Intanto continua incessante il via vai, giovanissimi sulle tribune del Palasport di Via Talete, appunto che la nostra stessa postazione ogni tanto non è un po' messa a repentaglio. Qui Piras riesce in qualche modo ad addomesticare il pallone, poi dall'angolo manda sul primo ferro però Luca Pinna. Martinalli corre dall'altra parte, cambio di mano, va dentro, prende il centro dell'area. Iniziativa interessante anche questa da parte di Martinalli, che ha sbagliato, ma Morbegno è riuscita comunque a garantirsi un extra possesso. Ora con Del Nero che va dentro con grande energia, poi recupera il pallone quando aveva i piedi abbondantemente dietro la linea di fondo. 7 minuti e 20 separano la Pezzini Morbegno dalla conquista del 33esimo trofeo Segni. Tanto c'è il canestro realizzato qui da Luca Pinna per il Sublanu. Colli la finta, la partenza, prende il centro dell'area, alza la parabola. Anche qui c'è un contatto falloso assolutamente evidente. E Colli è in lunetta sul più 22 Morbegno, 66-44. Diventa 67-44. Poi ancora Colli in lunetta. Il secondo non va a buon fine, rimbalzo conquistato poi da Muroni, poi Spiga, cambio di mano, palla in angolo, poi per Pinna, si è tornati fuori da Piras, passaggio per servire il taglio di Pinna, errore per il numero 24 del Sublanu. E Martinalli dall'altra parte a gestire il pallone, servito ora con il numero 19 al centro dell'area, si trattava di Gioele Fertonani. Errore dunque per Morbegno. Dall'altra parte Piras
Poi Muroni che rischia di perdere il pallone sulla pressione di Martinalli, pallone ribaltato poi per Pinna, fuori da Spiga, tiro fronte a canestro preso e mandato a segno ora da Muroni per il Sublanu. Tanto Del Nero a un passo, scusate, Del Barba ovviamente a un passo da un altro potenziale gioco da 3 punti. Mentre Del Barba è pronto in lunetta, 5 minuti e 56 secondi dal termine del match. Pronto un cambio per il Sublanu, anzi cambio già eseguito, è entrato sul parquet il numero 4 Enrico Sale. Qui errore per Martinalli, poi Del Barba ancora prova a tener vivo, c'è un altro fallo. Sempre su Del Barba. Mattatori di questa partita. Durante le premiazioni, ricordiamo, vengono consegnati dei premi anche per vari MVP e sicuramente Del Barba sarà un serio candidato. Intanto dopo l'errore c'è il rimbalzo e il canestro realizzato da Martinalli, 70-46. Ora il rimbalzo controllato da Pietro Orsinger, nuovo ingresso in campo per Morbegno, prova a correre in contropiede il Sublanu, pallone però facilmente letto dalla difesa di Morbegno. Stiamo entrando nella seconda metà di questo ultimo quarto di gioco con il trofeo segni che ha già preso l'indirizzo di Morbegno, tornerà sulla bacheca della Pezzini, dunque dopo 3 edizioni vinte dalla Sancat Firenze. Sale, si prende il tiro dall'angolo, secondo ferro, poi Martinalli corre a tutta velocità, coast to coast, sbaglia, Del Barba non riesce poi a deviare con il layup, meglio non riesce a controllare il rimbalzo per poi andare su con il layup. 72-46, 4 minuti e mezzo. Spiga, Piras, pressione fallosa secondo gli arbitri da parte di Chapman e cambio ancora per la Pezzini con il numero 11 Paride Domingo Zecca che sostituisce il numero 19 Gioele Fertonani. Intanto iniziano i preparativi per le premiazioni post partita. Tiro sbagliato qui dal Sublanu con Luca Pinna. Chapman in punta, accelera rapidissimo, sbaglia, Martinalli a rimbalzo, segna ancora per Morbegno, 74-46. Sublanu che a conti fatti ha saputo reggere la forza d'urto della Pezzini solamente nel corso del primo quarto e mezzo. Da lì in poi la Pezzini ha accelerato e per i ragazzi allenati da coach Peretti c'è stato ben poco da fare.
a segno con la tripla intanto Pietro Orsinger per Morbegno, 77-46. Spiga accoppiato con Martinalli, va a cercare il pallone. Ora Piras, Martinalli ruba anche questa, poi lancia il contropiede di Orsinger, nonostante il contatto riesce comunque ad appoggiare al vetro e a realizzare il suo quinto punto consecutivo, 79-46. Davvero giochi abbondantemente chiusi al Palaiaci di Cagliari, più 33 Pezzini Morbegno sul Sublanus Elargius. E ora lascia il campo quello che sarà probabilmente l'MVP di questa finale, ma probabilmente anche del torneo, Davide Del Barba con la canota numero 0. A prendersi un po' di meritato riposo a giochi ormai abbondantemente decisi, anche se il Sublanu continua a cercare di rendere più, insomma, ad accorciare il più possibile questo margine di svantaggio che è andato a realizzare in precedenza. Intanto esce, sale ed entra con il numero 29 Strazzera. Si smarca Piras per la ricezione dopo la rimessa. E si prepara un altro ingresso in campo per Morbegno. Tornerà a breve con il numero 19 Fertonani. Piras dopo questa azione insistita non è riuscito a trovare l'appoggio vincente. Martinalli allora ancora fa tutto da solo e poi arriva la gran stoppata da parte di Luca Pinna, stoppata fallosa, però secondo gli arbitri va così a difendere tra virgolette l'orgoglio del Sublanu, non vuole concedere punti facili nonostante il risultato già abbondantemente stabilito, dato su forte. Secondo gli arbitri c'era ovviamente il tocco sul corpo prima che sul pallone. Martinalli a segno col libero. Ha esultato dopo il primo libero realizzato Martinalli verso la tribuna, ulteriore riprova di un clima di amicizia tra i ragazzi sardi e quelli di Morbegno che si è assolutamente creato e consolidato nel corso di questi giorni. 1 minuto e mezzo ancora da giocare e poi sarà il tempo delle premiazioni al Palasport di Via Talete con la Pezzini Morbegno, che dunque si andrà ad aggiudicare la 33esima edizione del Trofeo Segni, battendo in finale il Sublanu, che si è comunque battuto in questa finale la portacolori isolana, squadra allenata da Giuseppe Peretti. Era il pallone oltre l'arco per Fertonani, poi Orsinger. Vorrebbe palla Chapman che taglia verso il canestro, il pallone però è un po' lento, riesce in qualche modo a tenerlo il giocatore in canota numero 9, che si trova poi smarcato al centro dell'area, allora ha vita facile nel realizzare il canestro del più 32 Pezzini Morbegno, 82-50 contro il San Salvatore Selargius. Qui in linea di fondo per il numero 24 Luca Pinna, canestro del meno 30 a 40 secondi dal termine per il numero 75 di Morbegno, Leo Boschi, tornato in campo, scambiato con un compagno. Qui in linea di passaggio letta bene da Piras, che contro 2 avversari cerca di destreggiarsi, va a guadagnare il fallo.
C'è in lunetta Piras, 27 secondi e 8 decimi al termine, si prepara tutta la panchina di Morbegno a esultare per questa vittoria nel torneo nazionale giovanile Segni, giunto alla 33esima edizione. C'è ancora spazio per qualche offensiva però dei gialloneri, che qui rischiano di perdere palla con Orsinger, attorniato da ben 3 giocatori del Sublanu. Prova a difendere la sfera, chiamata la palla contesa. Dunque sarà il Sublanu a gestire questo presumibilmente ultimo possesso dell'incontro. Vedremo se cercheranno comunque il tiro. I ragazzi di Peretti ora si affidano a Spiga. 8 secondi. Spiga temporeggia, poi va dalle parti del numero 12, si trattava in questo caso di Lorenzo Murgia, il pallone che termina oltre il tabellone. Allora finisce qui la Pezzini Morbegno, si aggiudica la 33esima edizione del Trofeo Segni, battendo in finale il Sublanu Selagius con il punteggio finale di 82-53, e questa è la festa dunque della Pezzini, che succede ai 3 volte campioni in carica della Sancat Firenze nell'Albo d'Oro, prestigioso Albo d'Oro di questa manifestazione. Questi sono dunque gli abbracci mentre si prepara il banchetto per le premiazioni. Direi allora con il nostro Andrea Faris di andarci a prendere una piccola pausa, ma rimanete su Directa Sport perché poi ovviamente ci saranno a caldo le interviste con tutti i protagonisti di questa 33esima edizione del Trofeo Segni. Come detto, Morbegno si aggiudica la 33esima edizione del Trofeo Segni. Sono in compagnia del coach Fabio Passerini. Complimenti intanto per la prestazione dei tuoi ragazzi, sono veramente ben comportati questa sera. Bene, anche perché avevamo paura, perché avevamo perso nel girone con questi, quindi c'era un po' di timore, però sono stati bravi. Ma al di là della vittoria è sempre una festa per noi, perché ormai sono 30 anni che veniamo da Ermanno, lui è venuto anche da noi, quindi c'è una gran soddisfazione a portare i ragazzi qua in Sardegna perché si divertono. È un po' una tradizione anche per la vostra società, insomma, la gita annuale in Sardegna, ormai è un appuntamento. È un appuntamento fisso da 30 anni, io sono venuto la prima volta nel 92, quindi ormai i nostri ragazzi sanno che l'Under 14 viene a Cagliari e sono tutti pronti e felici, anche perché hanno legato molto con gli altri ragazzi, con le famiglie. Ci sono famiglie che ospitano sempre ragazzi, quindi siamo contenti dell'ospitalità delle famiglie. Grazie mille coach, ti lascio libero perché sta proprio per iniziare la premiazione. Allora io vado a caccia di qualche altro ospite qui al Palasport di Via Talete. Segnalata anche la presenza del presidente del comitato FIP regionale Bruno Perra. Andiamo a cercarlo qui. Ci avviciniamo. Allora, ho trovato un ospite al mio microfono, si tratta del presidente del comitato FIP Bruno Perra, si tratta della consigliere regionale Alessandra Zedda, di casa qui in Via Talete, direi con un passato ovviamente anche da giocatrice. 2 battute su questo Trofeo Segni che si rivela un appuntamento irrinunciabile del panorama cestistico cagliaritano. Siamo a 33, io le ho viste tutte, quindi sono un po' anziana, anche perché se considero che sono qui dal 1975, insomma qualche annetto l'abbiamo trascorso. Però veramente Ermanno è magico, con questo torneo regala dei giorni di festa a tutti i ragazzi, e quindi credo che chiunque l'abbia fatto o abbia partecipato a qualsiasi titolo non se lo dimenticherà mai. Abbiamo parlato in precedenza con Carlo Zedda, allenatore ovviamente dell'Astro Cagliari in Serie B, che andrà a giocarsi gli spareggi playoff per la promozione, per il ritorno meglio in Serie A2. Il tema insomma dei contributi alle formazioni sarde è sempre un po'
po' spinoso, se ne parla tanto a livello politico, qual è la situazione, quali sono le prospettive anche per il futuro magari? Ma quest'anno abbiamo portato qualche miglioramento con la finanziaria, certo i soldi non sono mai quelli sufficienti, poi tra l'altro l'Astro io spero che ci sia veramente una mano d'aiuto da parte di tutti perché non partecipava direttamente ad un campionato che era rimborsabile e quindi la Serie A sarà faticosissima, però vale la pena adesso di tentare il tutto e per tutto, noi ci saremo e proveremo ad aiutarlo in qualsiasi modo. Grazie mille allora ad Alessandra Zedda, mentre prosegue la cerimonia di premiazione. Io vado a caccia ancora del presidente del comitato FIP Bruno Perra, che dovrebbe essere qua nei paraggi. Allora viene segnalato nel banchetto tradizionalmente occupato dagli ufficiali di campo e allora lo vado a raggiungere. I ragazzi di Cagliari cercare di portare dei palloni da calcio, ma avevano più palloni da calcio Per andare a chiudere poi questa diretta dal Palasport di Via Talete a Cagliari. E altro ancora. Va bene, allora se siamo pronti, Alessandra, Filippo, Bruno, allora prima di cedere il microfono permettetemi un ringraziamento voglio iniziare in maniera atipica stasera da Macomer, cioè dalla squadra quest'anno a Natale un trofeo molto bello e siamo stati ospitati in maniera incredibile da questa gente di Macomer e quindi ho voluto ringraziare questa cortesia con l'invito al nostro canale di questa amicizia sportiva continui nel tempo. Grazie a tutte le squadre a tutti i giocatori che hanno... Allora torniamo con la camera insomma in questa zona del palazzetto perché c'è il presidente FIP Bruno Perra. Una battuta velocissima perché deve andare giustamente a premiare i ragazzi su questo trofeo Segni, 33esima edizione. L'entusiasmo è quello di sempre. L'entusiasmo è quello di sempre, sempre di più, molto bello, molto partecipativo. Devo dire che come sempre questa è una festa di basket bellissima e complimenti alla società, a Ermanno e a tutti coloro che lo aiutano perché questa manifestazione, come hai detto tu, da 33 anni si possa fare. Due parole su Ermanno, una figura chiave nel panorama cestistico sardo. È un'icona della pallacanestro sarda, ma non solo sarda, è un'icona nazionale, una persona che ha dedicato la sua vita veramente a 360 gradi alla pallacanestro. Avete visto che tutti potete toccare con mano in che maniera lui è riuscito a fare pallacanestro, nella maniera seria, genuina, con grandi competenze e grande amore verso questa disciplina. Io non posso che ringraziarlo. Grazie mille allora al presidente Perra, lo lasciamo alle sue incombenze e alla premiazione dei ragazzi. Io direi che si può andare a chiudere allora questa diretta dal Palasport di Via Talete a Cagliari con queste bellissime immagini, questi tantissimi ragazzi che hanno preso parte, sono stati l'anima di questa 33esima edizione del Trofeo Segni che come ogni anno ovviamente è stata un successo. L'ho chiamato qualche tempo fa. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.